ascoltatori, da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È 22 di settembre, martedì, post voto, ansa.it, prima pagina, il centro-sinistra esce rafforzato dal voto, è la sintesi sulle regionali. Vince il sì al referendum con quasi il 70% dei voti a favore della riduzione dei parlamentari. Finisce 3-3 la partita delle regionali. Oggi lo spoglio in Val d'Aosta secondo le proiezioni. In Veneto vantaggio abissale per il governatore uscente Zaia. Vincono il voto utile e le liste dei presidenti. Il pareggio di questa tornata di regionali, scrive ancora l'ANSA, è caratterizzato da un forte protagonismo dei presidenti eletti, le cui liste civiche risultano addirittura il primo partito nel Veneto di Luca Zaia, nella Liguria di Giovanni Toti. Poi c'è la cronaca nera, un uomo e una donna uccisi in un condominio a Lecce, il movente potrebbe essere passionale, e i conti del coronavirus. In Italia i contagi in calo, 1350, giù i tamponi, le vittime 17, 28.000 tamponi in meno. In Lombardia 90 casi in 24 ore. Il ministro Speranza annuncia di aver firmato una nuova ordinanza che obbliga il test molecolare per chi proviene da Parigi. La Francia è messa male. A 109 anni è andata a votare il referendum, una signora che non ha mai mancato l'appuntamento con le urne. E poi ancora, sempre in tema di Covid-19, Gran Bretagna a rischio di nuovo picco, mentre metà Francia è zona rossa. In Spagna, a Madrid, centinaia in piazza contro le nuove restrizioni. Impennata di contagi anche in Belgio. Si dimette il ministro della Sanità della Repubblica Ceca. Boris Johnson prepara il coprifuoco per i pub. Gran Bretagna e Francia messe, a quanto pare, molto male in tema di coronavirus. Più della metà dei dipartimenti francesi, cioè mezza Francia, è zona rossa. Madrid, la Spagna, blinda nei quartieri quasi 1 milione di persone. Il Regno Unito suona l'allarme e evoca nuove restrizioni per i cittadini, anche escludendo però un nuovo secondo lockdown sul modello di quello primaverile. È la seconda ondata del coronavirus che allunga la sua ombra sull'Europa, che lotta tra la volontà di mantenere aperte scuole e attività produttive da una parte e l'esigenza di tracciare e isolare i nuovi contagi in crescita dall'altra. La Francia da giorni continua ad attestarsi sopra i 10.000 nuovi casi quotidiani e per l'allerta sanitaria più di 50 dipartimenti sono stati dichiarati zona di circolazione attiva del virus. La preoccupazione monta anche nel Regno Unito, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. È della quindicenne Hafsa il corpo trovato nell'Adda. Il riconoscimento è stato effettuato dai genitori in obitorio. E poi uccide il figlio e si spara. Su Facebook dice: nessuno ci dividerà. La tragedia nel torinese. Vediamo anche la dnkronos.com. Apertura sul voto, naturalmente le elezioni regionali, finisce 3-3. Di Maio che dice all'ADN Cronos: ora normalizziamo gli stipendi parlamentari. Fonti di Palazzo Chigi, zona Giuseppe Conte, fanno sapere soddisfazione per il voto regolare per l'affluenza. Regionali in Veneto, Zaia stravince e triplica la Lega. In Campania De Luca ora al lavoro. Non abbiamo un minuto da perdere. Toti in Liguria, più grande successo mai avuto dal centrodestra. Emiliano in Puglia, non è il primo giorno d'autunno, è ancora primavera, ho avuto paura di perdere. E Renzi dice: sinceramente non ho nulla da dire. Regionali in Toscana, l'emozione di Gianni, Vadino pure, vittoria straordinaria. I toscani hanno votato per la nostra bellissima terra. Vadino avanti. Mentre Zaia triplica Salvini, scrive ancora ADN Cronos, lista sopra il 47%, il leader sotto il 15%. Così la DN Cronos, peraltro.com. Andiamo a vedere adesso la pagina Facebook di Matteo Salvini, come sempre più di sempre. Grazie a milioni di italiani che ci hanno dato fiducia. Da domani Lega e Centrodestra saranno alla guida, se verranno confermati i dati, di 15 regioni su 20 e anche dove non ce l'abbiamo fatta, tutti al lavoro, con un obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia. Grazie. Scrive Matteo Salvini. Adesso andiamo a vedere i quotidiani di oggi, i giornali insomma. Diamo un'occhiata intanto alle prime pagine, velocemente, per vedere che aria tira. Prime pagine rapide. Il Corriere della Sera titola a tutta pagina così: il voto dà respiro al governo. Bene Zingaretti, Salvini non sfonda, referendum sul taglio dei parlamentari, il 69,9% sceglie sì, Di Maio parla di dato storico, pari alle regionali,
Toscana, Campania e Puglia restano al centro-sinistra, il centro-destra conquista le Marche, mantiene la Liguria e il Veneto. Conte in retroscena, resterò fino al 2023. Meloni, Fratelli d'Italia, noi gli unici a crescere. Il sottovalutato Gianni, non ho padrini, e poi 5 Stelle, l'ex leader si ripropone, cioè Di Maio. Da Zaia a De Luca, la prova di forza dei governatori, consensi record al leghista rieletti Emiliano e Toti, scrive ancora il Corriere della Sera in prima pagina, con la sua lista ha preso 3 volte i voti della Lega e adesso Luca Zaia può cominciare anche la partita della leadership nel Carroccio e dare nuova linfa all'autonomia regionale. Anche il trionfo annunciato di Vincenzo De Luca in Campania apre prospettive nel PD. Agevole il bis di Giovanni Toti in Liguria e la sorpresa Michele Emiliano, scrive il Corriere della Sera. Vediamo velocemente anche il commento principale. Massimo Franco è autore del commento di prima pagina sul Corriere della Sera, intitolato 2 messaggi dalle urne. Il sopravvissuto solitario delle regionali è il politico che fino a 24 ore prima era indicato come capro espiatorio della disfatta. Da agnello sacrificale, il segretario del PD Zingaretti riemerge dalle doppie urne con le stimmate del quasi vincente dell'alleanza giallorossa. Ha perso una regione, le Marche, ha tenuto Toscana, Puglia, Campania. Questo basta e perfino avanza per accreditare un successo. Il Movimento 5 Stelle gioisce per il quasi 70% ottenuto dai sì al taglio dei parlamentari, col 53,8% di affluenza, ma solo per quello e con un'enfasi tipica di chi deve nascondere l'altra faccia della medaglia del 20-21 settembre. A livello elettorale naviga al confine di percentuali a una cifra. Sul piano locale, quel che è peggio per i seguaci di Grillo, il movimento appare ininfluente per far vincere o perdere lo schieramento di governo, scrive Massimo Franco nel commento di prima pagina del Corriere della Sera, che volta poi a pagina 40, 2 messaggi dalle urne. Zingaretti riemerge con le stimmate del quasi vincente, Conte ne beneficia, l'opposizione appare vittima delle proprie ambizioni smisurate, la partita di Zingaretti è quella dei 5 Stelle. Nell'unica realtà in cui hanno presentato un candidato comune, la Liguria, 5 Stelle e PD hanno perso, come 9 mesi fa in Umbria. La promessa di passare alla riduzione degli stipendi dei parlamentari suona come uno stanco omaggio al populismo a caccia di argomenti facili. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. C'è poi l'articolo dedicato alla Lega, in forma però di retroscena, firmato da Marco Cremonesi, che è stato qui nei nostri studi ieri pomeriggio prima della conclusione dello spoglio elettorale. Il Corriere titola così le frasi virgolettate di Salvini: dentro la coalizione non ho competitor, tensione con Meloni sulla leadership, dovremo ragionare su come coinvolgere forze nuove. Padania, un leghista cerca di buttarla sul ridere, scrive Marco Cremonesi, ma si ritrova da solo, con gli sguardi che lo trafiggono. Nella Lega non ride nessuno, di certo non Matteo Salvini, che ha dati da consolidare guarda cupamente fuori dalla finestra sul cortile di Via Bellerio, il quartier generale della Lega pieno di giornalisti. Poi si presenta in sala stampa e cerca di mettere il risultato in bella. La Lega, dice Salvini, non è una presenza sporadica. Stravinciamo in Veneto, eleggiamo in Sardegna un nuovo senatore, Carlo Doria, e in Calabria andiamo al ballottaggio per il sindaco di Reggio. Salvini parla di radicamento dei consiglieri regionali che prima non c'erano in Puglia e Campania, del raddoppio del consenso nelle Marche. Mette il cappello sulla presidenza della conferenza Stato-Regioni. Fino a ieri il centrodestra guidava 13 regioni contro le 7, ora siamo 15-15. Ma il weekend elettorale non lo ha di certo aiutato, scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. E se qualcuno pensa che il tema della leadership nel centrodestra tra lui e Giorgia Meloni sia pretestuoso, ieri ha avuto elementi su cui riflettere. A inizio serata i leghisti si mostrano i telefonini. La leader di Fratelli d'Italia, in un raggiante post col neopresidente delle Marche Francesco Acquaroli, aggiunge una riga che fa rizzare i capelli ai dirigenti leghisti. Scrive Meloni: da nord a sud Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce in tutte le regioni. Salvini è secco, le leadership le decidono i cittadini, la Lega è il primo partito del centrodestra, dice Salvini. Ma il tema gli offre l'occasione di parlare di ciò che non ha digerito, la scelta del candidato in Puglia. Dovremo fare un ragionamento su come coinvolgere forze nuove, dice Salvini. Quando si dovranno cercare gli sfidanti di Appendino, Sala, Raggi, De Magistris, dovremo fare uno sforzo per andare al di là dell'attuale bacino di centrodestra.
significa che il segretario leghista non accetterà altri candidati come Raffaele Fitto. Il problema è che il candidato era già stato presidente della Puglia per Forza Italia tra 2000 e 2005, non esattamente il nuovo. Per cui Salvini chiude il discorso con un purtroppo il passato non si può cambiare. Fitto non raccoglie, ringrazio Salvini per il supporto, non faccio polemiche, ma Salvini non ce l'ha con lui. Io non ho competitor interni alla coalizione, dice il segretario leghista. Il discorso, scrive il Corriere, è quello sui voti, come sottolineato da Meloni. Se tutti avessero preso i voti della Lega sarebbe andata diversamente, dice Salvini. Sul tema era stato anticipato dal vice Lorenzo Fontana. Nel mezzogiorno aveva detto Fontana: dobbiamo porci domande e magari puntare a un rinnovamento della classe dirigente, a un linguaggio nuovo, a persone nuove. Tuttavia, scrive Cremonesi, a dispetto degli sforzi di moderazione che il leader leghista si era imposto per le elezioni di settembre, i risultati delle regionali non saranno ricordati dal partito come scintillanti, non perché le regionali non hanno fatto segnare quel 7-0 che il leader leghista aveva lanciato in modo più che altro motivazionale. In Val d'Aosta la Lega si è confermata primo partito della regione, ma quasi ovunque altrove l'obiettivo di essere il primo partito ha dovuto essere derubricato. Meglio, primo partito del centrodestra, un risultato che però è stato raggiunto, oltre che in Veneto, soltanto nelle Marche. In Puglia non è stato raggiunto l'obiettivo del 10%. In Campania, la regione per la Lega più complicata, i voti hanno superato di poco il 5%, per tacere del fatto che l'ottimo risultato dell'amico Toti in Liguria non nasconde in casa Lega una discreta emorragia di voti. Anche il risultato di Luca Zaia, senza precedenti nella storia italiana, inevitabilmente rilancerà il tema della leadership, stavolta all'interno della Lega. A scrutinio quasi ultimato, la lista Zaia era oltre il 45%, quella della Lega non arrivava al 17%, così a Salvini è toccato ribadire quel che aveva già detto. Entrambe le liste sono fatte da militanti e dirigenti leghisti e spero di perdere col 60% per tutta la vita. Zaia è lapidario, dice la questione vale 0. E il referendum? Già a metà pomeriggio 2 dirigenti, il capogruppo alla Camera Molinari e Edoardo Rixi, avevano rilanciato il tema delle elezioni anticipate, visto che i sì avrebbero dimostrato che gli italiani vogliono un Parlamento diverso. Di più, appare chiaro che l'attuale Parlamento non può votare il nuovo Presidente della Repubblica. Salvini è apparso più cauto, promettendo nel suo primo posto di lavorare per la crescita dell'Italia. Così. Sul Corriere della Sera Marco Cremonesi, vediamo le altre prime pagine a volo rapido, andiamo a Repubblica. Repubblica mette 2 foto in apertura, a sinistra Zingaretti, a destra Salvini. Regioni è il titolo, il PD ferma Salvini, i Dem tengono Toscana, Campania, Puglia, Marche alla destra, crollo 5 Stelle, trionfo di Zaia, nel Veneto Zingaretti torna a chiedere subito il MES, il Fondo Salva Stati. Referendum vince il sì, ecco cosa cambia. I commenti del direttore Maurizio Molinari: cala il vento populista. Stefano Folli su Conte e il ruolo del socio forte. Considerate le premesse della vigilia, il formale pareggio è in realtà una vittoria di Zingaretti, il socio forte. E poi Francesco Merlo su Matteo, il leader disgiunto. Nelle giungle regionali del voto disgiunto c'è anche il volto disgiunto, ed è quello di Salvini, così la mette Repubblica. La Stampa di Torino, la vediamo subito, l'apertura del quotidiano torinese, il titolo principale, adesso ci arriviamo, in prima pagina: stravince il sì e il referendum, il voto blinda il governo Conte, passa il taglio dei parlamentari, Lega respinta in Toscana, il PD tiene anche Campania e Puglia, vola Zaia, Liguria a Toti, Marche alla destra, affluenza superiore al 50% nonostante il Covid, nelle regioni finisce 3-3. Il referendum, i 5 Stelle esultano, un risultato storico. Alleanza senza più alibi, il commento di Marcello Sorgi, una legislatura che è destinata a durare. Ora abolite il Rosatellum, è urgente una nuova legge elettorale, scrive Federico Geremica, e poi Premier Conte sicuro, no al rimpasto. Da Palazzo Chigi fanno sapere che il patto è stabile fra PD e 5 Stelle, aggiunge La Stampa. E sempre dalla Stampa: non chiedo poltrone, dice Zingaretti, ma pretendo riforme. Luigi Di Maio: stavolta ho vinto io, voglio il congresso. Matteo Salvini: Parlamento illegittimo e io non ho rimpianti, il pezzo è di Alberto Mattioli a pagina 8. Giorgia Meloni: in un paese normale si voterebbe domani. Sulla Stampa però compare anche la notizia della sindaca di Torino Chiara Appendino, condannata e si sospende dai 5 Stelle ma resta sindaca.
Chiara Appendino condannata per falso in atto pubblico, ma è stata assolta dall'abuso d'ufficio. La sindaca di Torino non è incappata negli effetti della legge Severino. Mi autosospendo, ha detto Appendino, dal Movimento 5 Stelle, ma continuerò nel mio mandato. Così sulla Stampa in prima pagina, pagina 19, riassunta la vicenda giudiziaria di Chiara Appendino, condannata per falso in atto pubblico, ma assolta dal temibilissimo per gli amministratori abuso d'ufficio, autosospesa dal Movimento 5 Stelle, ma non decaduta da sindaco di Torino perché indenne dagli effetti della legge Severino. La sentenza del GUP Alessandra Piffner, che ieri ha inflitto 6 mesi di carcere e sospensione condizionale della pena alla sindaca di Torino Appendino, è una pronuncia a due facce. Da un lato certifica una grave irregolarità contabile, un bilancio alterato dalla Giunta 5 Stelle nel dicembre del 2016, dall'altro esclude un vantaggio politico diretto che ne sarebbe derivato per la sindaca. La condotta finita sotto la lente della magistratura riguarda l'area ex Westinghouse. Secondo la procura il comune avrebbe garantito l'equilibrio del bilancio 2016 attraverso un falso, conteggiando un credito ma non il rispettivo debito. Nel dettaglio è emerso come ormai nel 2012 la partecipata di Fondazione Cassa Risparmio Torino Ream acquisì il diritto di prelazione sulla zona dove forse sorgerà il nuovo centro congressi di Torino. Per ottenere questa priorità corrispose al comune una caparra di 5 milioni. A fine 2013 però la città aggiudicò ad Amteco Maiora, non più a Ream, il progetto, operazione conclusasi a fine 2017. In quel frangente il comune incassò una parte dei 19,7 milioni offerti dai privati e di conseguenza avrebbe dovuto decurtare i 5 milioni da restituire alla Ream. Secondo il PM non è andata così. La somma non è stata né versata né iscritta a bilancio in 2 occasioni, nella variazione di bilancio 2016, nel bilancio di previsione 2016-18 approvato nel 2017. Per i giudici c'è stato un falso nel primo caso, così sono scattate le condanne anche per l'assessore al bilancio Rolando e per l'ex capo di gabinetto di Appendino Paolo Giordana, a cui sono stati inflitti 8 mesi, considerato ispiratore della manovra contabile. Ricorrerò in appello, ha commentato Appendino, sono certa della mia assoluta buona fede e della mia innocenza. Come è evidente dalle carte processuali, non ho tratto alcun vantaggio professionale, non avrei mai avuto il movente per commettere intenzionalmente il falso, dice la sindaca Appendino. Tornando alla prima pagina della Stampa di Torino, in primo piano il buongiorno di Mattia Feltri sulla lavagna, il titolo nell'occasione dell'uscita del secondo libro su Mussolini. Antonio Scurati è stato chiamato alla questione. Anche il Duce fece qualcosa di buono? Se l'è cavata con una risposta di banalissimo buonsenso, ma vista l'aria ai limiti del temerario. Chiunque, ha detto, in 20 anni di potere assoluto farebbe anche qualcosa di buono. Riflessione insufficiente per assolvere una dittatura perché il male incurabile sta nei presupposti. Imporre una propria idea di bene partendo dalla negazione della libertà degli uomini. Eppure chi dice vabbè che novità, ovvio, anche il Duce ha fatto qualcosa di buono, rischia di essere iscritto fra i giustificazionisti del fascismo. L'aspetto più interessante è però ulteriore, la scoperta che il peggiore degli uomini qua e là fa qualcosa di giusto. Hitler amava i cani, era vegetariano, a ben vedere oggi sarebbe un ottimo punto di partenza. Questo si accompagna alla scoperta tormentosa che il migliore degli uomini qua e là fa qualcosa di sbagliato. Churchill e Gandhi sono stati dannati e tirati giù dai piedistalli per annotazioni giovanili fortemente sospettabili di razzismo e lo si è scoperto con lo slancio purificatore di chi ignora che le generazioni precedenti queste cose le sanno perfettamente, le hanno ampiamente discusse, magari partendo da un piccolo assunto secondo cui il mondo e gli uomini non si giudicano dividendo la lavagna in 2, buoni e cattivi, al modo della terza elementare. E con ciò ci siamo sorbiti anche la predica e quindi andiamo serenamente a vedere gli altri quotidiani di oggi. Vediamo un po' come la mette il Fatto Quotidiano in prima pagina. Ci arriviamo. Sì, avete perso, è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'apertura è con le facce di Salvini, Renzi, De Benedetti, Elkann. Il referendum plebiscito, le regionali sorpresa. Il sì stravince col 70%. Il PD tiene Toscana e Puglia. Governo più forte. Battuti Salvini,
e i padroni del vapore, scrive il Fatto Quotidiano. Poi Chiara Appendino, condannata a 6 mesi per falso su una posta di bilancio, si è sospesa dai 5 Stelle che, appello permettendo, avranno ancora molto bisogno di lei. Intervista a Di Maio, sia il primo passo, ora via i nominati e tutti con Conte. Lo schema tripolare non funziona più, dice Luigi Di Maio al Fatto Quotidiano, ma ora il governo è più forte, ora può iniziare una stagione riformatrice, taglio dell'indennità dei parlamentari e stop ai Voltagabbana. Sono orgoglioso di aver fatto la campagna per il sì, esponendomi molto, ho ricevuto attacchi, l'avevano trasformato in un referendum sul movimento e su di me. Intanto, sempre dal Fatto Quotidiano, c'è un'altra intervista a Gianni, presidente della Toscana. Voto utile, no, libero, ora i 5 Stelle mi controllino, dice il neopresidente della Toscana, Eugenio Gianni. Sentivo il peso per Zingaretti e Conte, dialogo con i 5 Stelle. Io e Bonaccini, casi simili. I big della destra volevano queste regioni per dare segnali nazionali. In Puglia, intervista anche al presidente riconfermato Michele Emiliano sul Fatto di oggi. Ero sicurissimo di perdere, i pugliesi mi hanno perdonato, imparerò dai miei errori. Tra voti disgiunti e liste trasversali il presidente Emiliano è stato riconfermato. Anche per lui una sorpresa. Di Battista era venuto per darmi una legnata, dice Emiliano, invece la realtà è straordinaria. Marche conquistate dalla destra, in Liguria il bis sovranista di Totti contro il giornalista del Fatto Quotidiano medesimo, cioè Sansa. Giusto appunto, e così il Fatto in prima pagina. Vediamo anche La Verità. La Verità apre la sua prima pagina con la foto di Luca Zaia. Zaia da record in Veneto, ha la maggioranza assoluta, ma il titolo principale è Vincono tutti, perde solo Renzi, ritorno alle urne con beffa. Il centrodestra trionfa al nord, conquista le Marche, ma manca la spallata in Toscana e Puglia. Zingaretti scampa al disastro, però deve dire grazie a 2 outsider come Emiliano e De Luca. Il Movimento 5 Stelle è ridotto al lumicino e si nasconde dietro il successo nel referendum. Per l'ex rottamatore Renzi invece il flop è clamoroso. Il risultato finale è una palude che finisce per blindare il governo. Sì al taglio degli onorevoli, la Lega osserva il Parlamento è delegittimato e non può eleggere il presidente. Poi Totti si riconferma, i giallorossi insieme soltanto in Liguria, una disfatta senza appello laddove PD e 5 Stelle si sono messi assieme. Il PD va subito all'assalto dei grillini, ora il MES, il Fondo Salva Stati e il rimpasto, e poi sindaco di Torino Appendino condannata, si sospende dai 5 Stelle, si incolla alla poltrona. Questi i titoli che riassumono la giornata elettorale. A centro pagina il vice direttore Claudio Antonelli, fa meglio della CGIL ma è di destra, UGL fuori, complice il ministero che dialoga coi violenti, guerra sindacale. Sulla pelle dei lavoratori precari, il contratto per i rider firmato tra Asso Delivery e il sindacato di centrodestra UGL è migliore della piattaforma proposta dalla CGIL, permette a chi pedala di guadagnare il doppio rispetto alla proposta della CGIL di Landini, che però fa pressioni sul ministro Catalfo per dichiarare il testo illegittimo. Il ministro esclude dal tavolo l'UGL e tace sul gruppo di rider già invitato ai tavoli di trattativa che ieri ha vandalizzato la sede bolognese del sindacato. In primo piano poi il commento di Marcello Veneziani sulla Verità, Rossana Rossanda, una messaggera di una rivoluzione che ci fece vedere l'inferno, e poi oggi il COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, processa Conte sugli 007 e i rapporti con la Cina. A chiudere la prima pagina della Verità, sbarchi di nuovo fuori controllo, il centro di Lampedusa scoppia, il presidente Musumeci furibondo, e poi l'iniziativa senza precedenti del sindaco di Vicenza Francesco Rucco, super multe a chi si droga per il suo bene. Alla fine di luglio a Vicenza la polizia ha arrestato 27 immigrati gambiani e nigeriani, spacciavano eroina, cocaina e marijuana in alcuni parchi cittadini. Qualche mese prima, dicembre del 19, un'altra operazione di polizia ha fermato 35 persone, scrive Francesco Borgonovo in prima pagina sulla Verità, che da Verona spacciavano a Vicenza e in altre città incassando anche 6.000 euro al giorno. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, adesso ha fatto questa iniziativa, ha messo in campo una misura straordinaria contro l'uso dilagante
delle droghe. Per salvare la vita ai nostri ragazzi, multe da 400 euro a chi si droga. Non colpisce i più deboli, anzi costringe le famiglie a intervenire e fa da deterrente per i consumatori. Nel tempo il quadro è andato peggiorando. I pusher sono soprattutto nigeriani e nordafricani. In alcuni casi gli utilizzatori di eroina hanno solo 14 o 15 anni. Ma vediamo anche il commento di prima pagina che ci riporta al voto, è quello del direttore Maurizio Belpietro. Alla fine hanno vinto tutti. Scrive Belpietro, il Movimento 5 Stelle che non porta a casa neanche un governatore dei 7 che si dovevano eleggere, ma incassa il sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Il PD che perde una regione ma si tiene stretta la Toscana, l'unica che se fosse passata al centrodestra avrebbe mandato a casa Zingaretti. Fratelli d'Italia che conquista con un suo uomo le Marche, terra che per 25 anni è stata rossissima, anche se con un passato forlaniano. La Lega perché anche se a Salvini non è riuscito il colpo di piazzare Ceccardi in Toscana, comunque incassa un buon risultato in termini di voti che, scrive Maurizio Belpietro, uniti a quelli di cui ha fatto man bassa nelle regioni del nord, la conferma primo partito italiano. Alla fine tutti potranno cantare vittoria e festeggiare. In realtà non si è mai vista una sfida elettorale che si chiuda senza vincitori né vinti. Anche in questo caso c'è chi ha perso e chi no. Cominciamo col dire che i grillini, anche se hanno tenuto alto la bandiera anticasta ottenendo il taglio dei parlamentari, con questo voto hanno dimostrato di essere ininfluenti. In nessuna delle elezioni sono stati determinanti, né in Liguria, dove avevano stretto un patto col PD per Ferruccio Sansa, né altrove. In Toscana l'aspirante governatrice si è fermata al 7%, in Veneto l'uomo dei 5 Stelle non arriva neanche al 4%. Per il resto siamo attorno al 10%, in nessuna delle sfide il movimento è stato determinante. Per quanto riguarda il PD, prosegue Maurizio Belpietro, il successo in Toscana oscura tutto il resto, ma dal Veneto alla Liguria le elezioni appaiono una debacle, eppure nelle Marche non c'è da menar vanto. In Campania e Puglia vince il centro-sinistra, ma è più una vittoria dei due governatori che non del PD. Sia De Luca che Emiliano, pur avendo la tessera PD, sono due outsider di cui al PD farebbero a meno, perché troppo spesso in rotta di collisione con la direzione nazionale. Quando non lo sono, la ignorano. Giorgia Meloni, prosegue Belpietro, dopo aver conquistato capoluoghi importanti, piazza finalmente un governatore del suo partito alla guida di una regione, consolidando la crescita di Fratelli d'Italia. Tuttavia non le riesce il colpo di mandare a casa Emiliano e sostituirlo con Raffaele Fitto, che aveva imposto anche contro il parere di Salvini. Quest'ultimo può festeggiare i buoni risultati in termini di voti e un pareggio col 3-3. Ma oltre a non essere riuscito a espugnare la Toscana con la sua candidata, deve fare i conti con l'esploit di Luca Zaia, che in Veneto ha preso il triplo dei consensi della Lega e nei mesi a venire sarà candidato da tutti quelli che vogliono liberarsi di Salvini come vero antagonista del segretario Padano. In pratica, scrive Belpietro, tutti cantano vittoria, tutti hanno perso, perché le cose non sono andate come avrebbero voluto. Ma nello stagno politico si notano due figure. Il primo è Giuseppe Conte, che pur essendo stato alla larga dalla sfida elettorale e dal referendum è l'unico che trae beneficio dal voto. Il risultato non mette in pericolo il governo, lo blinda, dato che Zingaretti non è costretto alle dimissioni e i 5 Stelle, grazie al taglio dei parlamentari, possono tirare il fiato. La navigazione del governo è garantita. Serve una legge elettorale, senza quella non si può andare a votare. Che ne dica qualche commentatore, le elezioni si allontanano. Ma se Conte gode perché le urne gli hanno allungato la vita, c'è chi piange in quanto questo risultato la sua vita politica praticamente la vede concludere. Nemmeno nella sua Toscana Matteo Renzi è riuscito ad arrivare a un risultato che lo renda determinante. Lui e la Bonino insieme pare non abbiano raggiunto neanche il 5%, mentre altrove, tipo in Puglia, il candidato non è riuscito neppure a far perdere Emiliano. Diciamolo, conclude Belpietro, queste elezioni hanno dato poche soddisfazioni perché tutto è rimasto praticamente uguale a prima, ma almeno ci si può consolare sapendo che finalmente sappiamo quanto vale nell'urna l'ex presidente del Consiglio Renzi. Niente, scrive Belpietro. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore.
Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Allora, prime pagine, andiamo a Libero, dopo aver visto La Verità, poi vediamo anche Avvenire, Il Manifesto. Libero apre la sua prima pagina con questo titolo: Mattarella sciolga le Camere, non sono più costituzionali dopo la scontata vittoria del sì al referendum, taglio parlamentari. Gli italiani hanno votato per tagliare deputati e senatori. La modifica della Costituzione va compiuta a breve per rispettare la volontà popolare. Questo Parlamento è illegittimo, elezioni subito. Regionali finisce 3-3, unico cambio Marche a Fratelli d'Italia. Poi ci sono i due governatori di razza, vale a dire Zaia, il più votato di sempre perché non parla in politichese, scrive Giuliano Zulin. Toti che straccia i giallorossi perché ha risollevato la Liguria, Francesco Specchia scrive su Libero. Pietro Senaldi, direttore, sul Movimento 5 Stelle che sparisce ma esulta sulla sua tomba, cede voti e poltrone. E Renato Farina, guai a dire che Lega e Fratelli d'Italia hanno perso perché l'opposizione cresce. Filippo Facci ci porta su un altro tema: crollano lo smog e le balle sul clima, gas serra meno 24% in 30 anni, ma il commento principale è quello di Vittorio Feltri. Mentre scrivo mancano i risultati definitivi delle regionali, ogni commento deve essere cauto, ma in ogni caso il segnale è chiaro, qualche segnale è chiaro. Il nord è appannaggio del centrodestra, il centro è conteso dalle principali forze politiche, il sud vede uno scontro fra destra e sinistra, epilogo incerto. Il padrone del Veneto è Zaia, un fenomeno. Della Liguria il dominus è Toti, delle Marche Acquaroli di Fratelli d'Italia. Non c'è stato alcun ribaltone, auspicato se non annunciato da Salvini e soci. La Toscana era la più ambita, da sempre comunista e post-comunista. Se essa fosse passata dalla parte opposta, indubbiamente si sarebbe trattato di un fallimento per Zingaretti, un trionfo per la Lega, la quale Lega si illudeva di sfondare non tenendo conto dell'esperienza emiliana, dove il soccorso rosso all'ultimo momento ha portato alle urne una folla di compagni col successo di Bonaccini, lo stesso a Firenze e dintorni. La candidata leghista pur brava non può resistere all'attacco dei trinariciuti, una moltitudine che ubbidisce a comando ai capipopolo. L'errore del Matteo Lombardo consiste, scrive Vittorio Feltri, nel fatto che non ha resistito alla tentazione di festeggiare un evento che non si era ancora verificato. Così che ora i suoi avversari diranno che ha perso anche stavolta. Peccato, perché le percentuali raggiunte in Toscana dal Carroccio sono comunque significative e dimostrano che il centrodestra non può essere sottovalutato. Comunque, scrive Vittorio Feltri, si giudicherà meglio la situazione domani. E veniamo al referendum. Come abbiamo anticipato e scritto, ha prevalso il sì alla grande, il che va rispettato. La modifica della Carta Costituzionale va compiuta subito allo scopo di renderla rispettosa della volontà popolare. Coerentemente con questo principio, il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere attualmente rese illegali dall'esito referendario e provvedere a indire elezioni per allineare il Parlamento alla decisione presa dagli elettori, che ha mutato la Costituzione. Il garante della Costituzione è Mattarella, tocca a lui adeguare il funzionamento delle aule in base alle indicazioni fornite dagli italiani. Per la verità, però, questo ragionamento di Feltri si scontra col fatto che proprio in virtù del voto bisogna mettere mano ad alcune riforme anche costituzionali in tema di rappresentanza delle regioni. Quando si elegge il Presidente della Repubblica, i delegati regionali devono diminuire, il ridisegno dei collegi, insomma la si fa lunga. Legge elettorale, altro che sciogliere le Camere, è l'esatto contrario. Mentre da Libero, passiamo alla prima pagina di Avvenire, sì al taglio e pareggio, approvata col 70% la riduzione dei parlamentari, pareggio per quanto riguarda le regionali, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica. Conferme dalle urne, l'opposizione guadagna una regione, fugati i timori di astensione da virus, l'affluenza al 53%. Veneto, Marche e Liguria al centrodestra, 3-3 a sorpresa, si rafforza la maggioranza di governo.
il presidente emerito della Corte Costituzionale Mirabelli, serve la legge elettorale, le Camere vadano avanti. L'intervista a Gianni, presidente della Toscana, è il culmine della mia vita. Apro ai 5 Stelle, servire i toscani, non chiedo altro. Più orizzonti, più doveri, il titolo dell'editoriale firmato da Marco Iasevoli, i conti e i compiti di partiti e governo. Il 3-3 nelle 6 regioni che hanno votato il governatore e il sì alla vittoria, il sì al referendum restituiscono a Giuseppe Conte un quadro a colori vivaci, neanche immaginabile alla vigilia dell'Election Day. Il PD di Zingaretti assalta la Lega come primo partito e difende Toscana, Puglia, Campania. Il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio e di nessun altro, lo si è ormai capito, perde peso ma incassa il taglio del numero dei parlamentari. Perfino le vittorie del centrodestra in Liguria, in Veneto, nelle Marche possono anche non far ombra e certo non danno gran cruccio al Premier. La punta Salvini perde voti, fa sempre più fatica a fare gol, alcuni dei suoi compagni di squadra non gli passano più la palla per andare in porta. Deve prendere l'iniziativa Giorgia Meloni e in ogni caso entrambi, Salvini e Meloni, devono ringraziare il filtro da centrocampo di Forza Italia e dintorni. Così la vede il quotidiano Avvenire in prima pagina. Prima pagina, vediamo anche Il Giornale di Alessandro Sallusti. Il Giornale parla di spallata fallita ed è tra i quotidiani più critici sulla Lega. Salvini non sfonda, il PD regge in Toscana e Puglia, Marche al centrodestra, boom di Zaia e Toti in Veneto e Liguria, Di Maio esulta per il referendum ma perde alle urne, subito inizia il pressing, Parlamento nuovo, si vada al voto. Per Augusto Minzolini legislatura blindata, un'assicurazione per Conte. Vittorio Macioce sul PD che alza la posta, chiede il MES, il Fondo Salva Stati, e di abolire i decreti sicurezza di Salvini. Il pezzo di Adalberto Signore su Salvini, il capitano si scopre debole, proclami ed errori strategici. E poi abbiamo Appendino condannata che non molla la poltrona. L'allarme Covid, l'Italia si blinda, test e tamponi a chi arriva dalla Francia e poi la cronaca nera dal torinese, spara al figlio di 11 anni e si uccide e sui social dà la colpa alla madre. Per quanto riguarda invece i commenti, appunto il commento principale sul Giornale, quello del direttore Alessandro Sallusti, la salvezza dei tacchini. Se dici che vincerai 6-0 e poi pareggi 3-3 è ovvio che il risultato sa di sconfitta. Dalle urne delle regionali non è arrivata la spallata alla sinistra che Salvini aveva annunciato. Il PD si tiene Toscana, Puglia, Campania, cede le Marche al centrodestra che si conferma trionfalmente in Veneto e agevolmente in Liguria. Siamo quindi al paradosso che un'ulteriore crescita nel paese dei governi regionali di centrodestra, 15-5 da 13-7, passa oggi per un mezzo fallimento. Lo stesso si dica per l'annunciata vittoria del sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Nessuno poche settimane fa avrebbe scommesso che il no avrebbe potuto superare, come è accaduto, la ragguardevole quota del 30% e col senno di poi, se Salvini e Meloni avessero avuto un po' più di coraggio invece di consegnare la vittoria a Di Maio, l'esito sarebbe stato forse opposto. Le elezioni di ieri dicono altre due cose, scrive il direttore del Giornale. La prima è che i 5 Stelle sono un partito elettoralmente debole e ben lontano dai fasti di 2 anni fa. La seconda è l'assoluta marginalità del partito di Renzi, che si è dimostrato, sia in Puglia sia in Toscana, irrilevante per le sorti del centro-sinistra. Quel che più conta però per noi sono i segnali che arrivano dal centro-destra. Le ambizioni di Salvini, scrive Alessandro Sallusti, non trovano conferme nella realtà. La Lega non è pronta a sfondare nelle roccaforti rosse né a consolidare il suo consenso al sud. E la corsa della Meloni, su alla vittoria nelle Marche, per la prima volta segna un passo falso, quello del suo candidato Raffaele Fitto in Puglia. Il combinato di tutto quanto sopra porta a una sola conclusione. Per i prossimi 2 anni, osserva infine Sallusti, cioè fino alla scadenza della legislatura, nulla cambierà nel governo del paese, o almeno non accadrà nulla di significativo, il che non è una bella notizia. Trovo assai improbabile che il Parlamento, preso atto del referendum, si autosciolga come sarebbe logico e corretto. Avete mai sentito Tacchini chiedere di anticipare il Natale?
A pagina 2 il giornale poi titola così: il giorno nero di Salvini con 4 sconfitte e ora lo insidiano sia Meloni sia Zaia. Non c'è solo il flop in Toscana, scrive Adalberto Signore. La leader di Fratelli d'Italia vince ai punti la corsa nel centrodestra grazie alle Marche. Il Veneto incorona la Lega a trazione antisovranista. Sul referendum il favore a Conte, Di Maio e Zingaretti. Vediamo anche adesso il Foglio, chiedo scusa, il Fatto l'abbiamo già visto, vediamo il Foglio, che non è dissimile peraltro nell'orientamento dal Fatto, che si voglia osservare. In ogni caso, un bel voto, scrive il direttore Cerasa, contro il partito della gnagnera. Il messaggio che arriva dal referendum e le elezioni che arrivano dalle regionali: ci sono alternative al salvinismo, sono buone notizie per chi si augura che l'Italia esca in fretta dalla stagione della fuffa. E dopo le regionali, ora il partito delle regioni del nord, scrive Salvatore Merlo, vuole contare sul Recovery Fund. Non solo Zaia, Lombardia, Piemonte e Liguria, c'è un centrodestra entrista nei confronti del governo per 209 miliardi di motivi, quelli del Recovery Fund. Mentre la seconda ondata del Covid sarà diversa dalla prima, per 3 ragioni. Una è politica e riguarda l'assenza di unità, e poi c'è il caso inglese. Il Regno Unito potrebbe avere 50.000 nuovi casi di contagio da coronavirus entro la metà di ottobre, scrive Paola Peduzzi, che ci porta sulla questione Covid. Ci riporta invece ai risultati elettorali l'altro articolo a fondo pagina sul Foglio, tutti i risultati, poi l'interpretazione del vice direttore Maurizio Crippa. Perché Salvini non può gioire a squarciagola e un po' pure Meloni. La spallata del capitano è un'altra lussazione, il sì populista non è spendibile, urgono nuove idee. Ci sono altri 3 pezzi in prima pagina sul Foglio, nella stanza di Zingaretti, intrufolati nella sede del PD. Meno male che ci davano tutti per morti, dice il segretario Zingaretti, euforico, racconta il Foglio. Poi Di Maio che se la rode. Il Movimento 5 Stelle annichilito nelle urne rispolvera la retorica anticasta, ma il grillismo è allo sbando. Siamo il nuovo Udeur. E poi dilemma reddito di cittadinanza a sinistra. Lo scontro tra Boeri e Tridico, quello tra Bonaccini e Barca, interrogano il PD sul rapporto col 5 Stelle e la sua identità. L'Andreas Version di Andrea Marcenaro che osserva così: il candidato del PD in Toscana ha vinto. Il candidato del PD in Puglia, che Dio perdoni poi chiunque possa candidare dovunque sia un figuro come Emiliano, ha vinto. Il candidato del PD in Campania ha vinto anche lui. Dove è andato senza i pentacosi, il PD ha vinto. Con gli strategici pentacosi, cioè in Liguria, Zingaretti ha straperso. Manco se, corona d'alloro sulla testa, piedi piantati sul territorio, si facesse consigliare da qualcuno che vive in Thailandia, scrive Andrea Marcenaro sul Foglio. Andiamo a vedere anche il Giorno Nazione, Resto del Carlino, il quotidiano nazionale. In prima pagina i numeri delle regionali: fallita la spallata, governo più forte è la sintesi. La sinistra cede le Marche ma regge in Toscana e Puglia, sprofondano i grillini, e nella Lega il vero trionfatore è Zaia. Poi il referendum, via libera al taglio dei parlamentari. Meloni chiede il voto anticipato, ma le urne sono più lontane. Il commento del direttore Michele Brambilla: i vincitori vinti miracolati. Eccoci qui, al consueto rito chi ha vinto chi ha perso, anche se come al solito, scrive Brambilla, non se ne trova uno che ammetta la sconfitta e che non trovi un motivo per gonfiare il petto, magari paragonando i risultati con quelli delle elezioni condominiali. Ha vinto Eugenio Giani, nuovo presidente della Toscana. Non è brillante, men che meno trascinatore di folle, ma la sua regione era la madre di tutte le battaglie. Se la sinistra, come sembrava possibile, avesse perso per la prima volta la Toscana, sarebbe stato un terremoto. Giani ha vinto e con un margine molto netto, scrive Michele Brambilla. Storica è anche la vittoria di Acquaroli. Le Marche passano al centrodestra dopo 50 anni. Gran parte del merito è certamente suo e di Giorgia Meloni, ma certo il PD con le lotte intestine ha fornito un contributo. Aveva Luca Ceriscioli, che aveva gestito bene l'emergenza Covid, lo ha messo da parte. Ha vinto bene anche Giovanni Toti. Nei suoi primi 5 anni di governo la Iella non gliene ha risparmiata mezza, a partire dal crollo del Ponte Morandi. In più era l'unico candidato di centrodestra a fronteggiare un rivale sostenuto da PD e 5 Stelle.
ha preso più del 50%, 20 punti più della vittoria di 5 anni fa. Stravincitori Zaia e De Luca, adorati leader delle loro popolazioni, delle quali hanno saputo incarnare orgoglio e senso d'appartenenza. Zaia si candida così naturalmente, inevitabilmente, come alternativa a Salvini. C'è poi Zingaretti. Dire che sia un vincitore sarebbe forzato, il Padre Eterno non l'ha fornito del physique du rôle del vincitore, e perfino la vittoria del sì nel referendum è arrivata nonostante la maggioranza degli elettori del PD abbia votato no. Ma se avesse perso la Toscana, Zingaretti avrebbe incontrato al Nazareno il plotone d'esecuzione. La scampata resta in sella, ben saldo è il governo tra PD e 5 Stelle. A conti fatti il centro-sinistra ha perso un'altra regione, le Marche, ma siccome temeva di perdere queste regionali 4-2 o 5-1, il 3-3 per Zingaretti è manna dal cielo. Il centrodestra sperava che queste fossero le elezioni della spallata. Si sono rivelate quelle della stabilità fino al 2023, quasi certamente, scrive Michele Brambilla. Pierfrancesco De Robertis invece si occupa del referendum. La antipolitica non è più legge assoluta. Quasi tutte le costituzioni del mondo, compresa la nostra, vietano referendum su materie fiscali per evitare che i cittadini vengano chiamati a esprimersi su argomenti in cui la risposta popolare è fin troppo facile. Così, con tutto il rispetto per chi ha votato sì, scrive De Robertis sul Quotidiano Nazionale, appare esagerato il tentativo di spacciare per salvifica volontà riformatrice la sbrigativa semplificazione del quesito sul taglio dei parlamentari. Un'approssimazione che appiattisce i significati di un voto per niente banale. Il Movimento 5 Stelle canta vittoria, ma ha poco da esultare. Il suo quesito anticasta ottiene il 69%, ma i candidati 5 Stelle sul territorio vanno malissimo. Il movimento quasi scompare, confessando la propria natura. Bene se si tratta di tuonare contro il palazzo, malissimo per governare. Per una formazione politica che sta a Palazzo Chigi, un magro bottino. Il voto racconta anche di una classe politica che in Parlamento vota compatta una riforma, 97% dei parlamentari ha votato il taglio, salvo poi rendersi conto che ben il 30% degli italiani affronta i temi del funzionamento istituzionale con un istinto non punitivo. I nostri politici, scrive De Robertis, hanno così paura dell'antipolitica che si rifiutano di governarla, anche se gli spazi per intavolare un dialogo con una parte del paese ci sarebbero. Il 30% di no sono una fetta di popolazione poco rappresentata. Basterebbe provarci, senza ridursi all'ultimo tuffo a far cambiare idea alle persone per mezzo di pur generosi outing personali, come ha fatto buona parte della classe dirigente del paese, che ha palesato la propria preferenza raccogliendo meno di quanto credeva e svelando uno scollamento con la base del paese. La politica insegnata ex cattedra non fa più presa. Serve una politica che sappia spiegare le idee, credere in se stessa, cercando il consenso, dando fiducia alla gente, facendo politica senza i like su Facebook. Quel 30% ci dice che l'Italia è più matura di quanto pensino. Nel palazzo, scrive Pierfrancesco De Robertis commentando l'esito del voto referendario sul Quotidiano Nazionale. Andiamo velocemente a vedere anche Il Mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano mette in primo piano la valanga De Luca, flop Lega al Sud è il titolo principale. Il governatore sfonda anche a Napoli, derby con il Partito Democratico. Il Messaggero di Roma. Il Messaggero apre la prima pagina con il voto che rafforza il governo e poi il referendum, la vittoria del sì, ma a Roma non è un plebiscito. Vediamo anche il Sole 24 Ore, poi andiamo al Tempo di Franco Bechis. Il Sole 24 Ore, quotidiano della Confindustria, mette le regionali il voto a centropagina. Toscana, Puglia, PD finisce 3-3, sì al referendum, più forti governo e maggioranza. Un voto per la stabilità, scrive Lina Palmerini. E nelle nuove Camere meno seggi per tutti tranne Meloni, secondo l'esperto di flussi elettorali Roberto Dalimonte. Vediamo dunque anche il Tempo di Roma, come dicevamo, il quotidiano diretto da Franco Bechis, che è autore del commento di prima pagina. Miracolo grillino, resuscitato il PD, non ce ne liberiamo più, il taglio dei parlamentari passa a valanga, le regionali finiscono 3-3 col PD che tiene Toscana e Puglia. L'unico effetto pratico, la sinistra si rianima grazie ai voti in fuga
dal Movimento 5 Stelle e si blinda a Palazzo Chigi, scrive Franco Bechis. Poi il titolo di prima pagina sulla Lega: Salvini sconfitto ma canta vittoria lo stesso, la battuta di Osho, ma sti cazzi delle regioni. E poi Di Maio che si riprende un partito che non c'è più, scrive Francesco Storace, un perdente di successo. L'assalto ai fortini rossi riesce solo nelle Marche, Zingaretti il miracolato, vincitore a sua insaputa. Poi c'è anche una Bancarellopoli, indagati in 20, racket degli ambulanti, la procura indaga 20 persone che avrebbero minacciato gli esercenti con metodi mafiosi. A Roma ci sono 12.000 licenze intoccabili. Ogni volta che il comune prova a metterci mano scoppiano le proteste, minacce e intimidazioni agli ambulanti. Dall'Esquilino a Prati si muove la procura. Per quanto concerne invece il voto, la spallata del centrodestra, scrive il direttore del Tempo, Franco Bechis, in prima pagina, non è riuscita, o meglio, la spallata di centrodestra è riuscita solo in parte. C'erano 4 regioni rosse da una vita, 2 sono rimaste tali, a inizio anno Emilia-Romagna, ieri la Toscana. Le altre 2, scrive Bechis, sono state conquistate: l'Umbria l'autunno scorso, le Marche ieri. Sono stati rieletti tutti i governatori uscenti con plebisciti: Zaia in Veneto, De Luca in Campania, Toti in Liguria, Emiliano in Puglia. Le attese della vigilia e anche i sondaggi, ora possiamo dirlo, erano decisamente migliori per il centrodestra. Il colore rosso sembrava destinato a stingersi. Così non è stato e insieme alla forza personale di alcuni governatori uscenti come De Luca ed Emiliano, entrambi non proprio in linea con la segreteria del PD, qualche responsabilità nel centrodestra c'è. La bocciatura in Campania e Puglia è sonora. Ma è accaduto qualcosa d'altro che ha rianimato quel colore rosso che dalla stragrande maggioranza degli italiani da una vita avrebbe dovuto essere cancellato. Basta rileggere in fila la storia politica di questi anni. Quando si votò per le politiche 2013, 3 elettori su 4 dissero nell'urna che non volevano un'Italia tinta di rosso. Ma la legge elettorale era quella che era e un voto su 4 bastò al PD di Bersani per conquistare Palazzo Chigi e il governo del paese. Con un voto su 4 divenne premier Enrico Letta, che fu spodestato da lì abbastanza rapidamente da un regolamento di conti interno al PD, quello che portò Renzi al posto suo. Altri sberloni degli elettori, via Renzi, e a Palazzo Chigi sempre un PD, Paolo Gentiloni. 5 anni di governo su mandato di un italiano su 4, raro vedere una cosa così in democrazia. Poi finalmente la parola torna agli elettori che nel 2018 alla domanda «Volete ancora il PD a Palazzo Chigi?» hanno risposto con la più sonora delle pernacchie. Grazie a quel risultato elettorale avevamo sperato di non dover morire rossi, come un tempo si diceva dei democristiani. Le elezioni le vinse il Movimento 5 Stelle, che si unì per fare un governo alla Lega di Matteo Salvini. È durata poco più di un anno, ma per i grillini è stata davvero l'era delle vacche grasse. Si erano presentati agli elettori proponendo il reddito di cittadinanza. Grazie a Salvini lo hanno fatto diventare legge. Poi avevano proposto la riforma della legge Fornero, con Salvini è diventata legge. In programma avevano proposto la modifica del Jobs Act di Renzi. La Lega, turandosi il naso, gliel'ha fatta passare. Poi il taglio dei vitalizi. E grazie alla Lega è stato approvato negli uffici di presidenza delle Camere. Il taglio dei parlamentari? Per 3 volte il PD disse no. Ma passò grazie a Salvini e Meloni, che peraltro lo hanno votato anche la 4ª volta. Anche la spazza corrotti, altra bandiera, passò col voto favorevole di Salvini, che molti dubbi aveva sulla prescrizione. Con il governo giallo-verde i grillini hanno portato a casa tutto quel che volevano. Poi, inspiegabilmente, un Movimento 5 Stelle impazzito ha resuscitato quel colore rosso che sembrava messo ai margini per un bel po' di anni. Ha rimesso sulle poltrone di governo che gli italiani avevano loro tolto quel PD che viaggiava a vista sul suo barchino da naufrago. Lo hanno salvato con la respirazione bocca a bocca, hanno ceduto loro poltrone importanti e da quel momento il Movimento 5 Stelle non ha più toccato palla. In un anno non è riuscito a portare a casa nemmeno la più insignificante delle sue bandierine. 0 assoluto, scrive Franco Bechis. Però, conclude il direttore del Tempo, è stato dissanguato dai naufraghi fatti salire a bordo, a cui hanno offerto linfa vitale. Un travaso di voti in ogni occasione che si è presentata e così, proprio quando sarebbe stata possibile una svolta nella storia politica d'Italia,
La classe dirigente del Movimento 5 Stelle ci ha fatto ripiombare nel peggiore degli incubi. Ci toccherà morire rossi perché di riffa o di raffa quelli dalle poltrone non scollano mai. Bel regalo che avete fatto agli italiani, signori grillini. Così Franco Bechis. L'altro articolo di primo piano, l'altra analisi oltre all'editoriale, quella di Francesco Storace: vince il sì al referendum, Di Maio ride ma è la vittoria di Pirro. Col Parlamento dimagrito i grillini pagano il prezzo più alto in termini di posti. Il prossimo capo dello Stato eletto da Camera e Senato delegittimati, a meno che non si passi alla scelta diretta. Crimi, 5 Stelle ha ringraziato Di Maio e Giggino ha ringraziato lui. Per ora, risparmio dopo il taglio dei parlamentari, per ora i rappresentanti del popolo restano 1000, per economizzare fondi pubblici occorrerà attendere il 2023, la prossima votazione per le politiche. Per Camera e Senato, legge elettorale? Si punta a riesumare il sistema proporzionale, osserva Storace. Per i renziani il problema sarà abbassare lo sbarramento. Per i grillini un sì amaro, è l'altro commento ancora del Tempo di Roma, a firma di Paolo Zappitelli. Il risultato del referendum: la riforma premia Fratelli d'Italia, che secondo le simulazioni dell'Istituto Cattaneo potrebbe addirittura raddoppiare i suoi rappresentanti, però bisogna mettere in conto il cambiamento della legge elettorale, quindi queste simulazioni valgono fino a un certo punto. Probabilmente i 5 Stelle esultano per il via libera al taglio dei parlamentari, ma saranno quelli che perderanno più posti alle prossime elezioni. Italia Viva scompare. Con una riforma elettorale proporzionale e lo sbarramento avrebbe solo 13 deputati. Il PD resiste anche con la diminuzione dei parlamentari. I Dem confermerebbero i loro posti. Il tracollo di Forza Italia, scrive ancora Il Tempo, pure per Berlusconi ci sarebbe un dimezzamento dei rappresentanti alle Camere. Da segnalare ancora, in tema di analisi politica, il pezzo di Daniele Di Maio. Di Maio esce dall'angolo, esulta per la vittoria dei sì al referendum, dà una spallata agli avversari interni e si prepara a riprendersi la guida del movimento. Così Il Tempo interpreta anche la questione interna ai 5 Stelle, mentre sulle regionali la politica scopre i super governatori. L'effetto coronavirus premia la gestione show dei presidenti uscenti, tutti rieletti con successi larghi. In molti casi le liste personali superano quelle dei partiti. Il governo dovrà fare i conti con interlocutori più forti. Zaia schiaccia Sassi, la sua lista personale triplica il risultato della Lega e a livello nazionale supererebbe anche il quorum del 3%. Il PD si salva grazie agli sceriffi De Luca ed Emiliano, poco amati dal partito ma necessari. Le Marche, unica regione a cambiare colore dopo 50 anni di centrosinistra. Così Il Tempo sintetizza il voto alle regionali. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vai veloce tu! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio! Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Abbiamo una giornata coperta in questa mattinata con piogge tra Verbano e Orobie. In giornata qualche schierito spesso asciutto, ma in serata ancora rovesci intensi sulla Lombardia Ovest. Domani molto nuvoloso coperto con rovesci e temporali nella notte e al mattino su pianura e fascia collinare. In giornata deboli piogge ovunque, in serata asciutto. Giovedì al mattino nuvolosità irregolare, spesso asciutto, poi molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse e temporali di forte intensità. Venerdì coperto con piogge diffuse e temporali anche forti, nevicate sulle Alpi fino a circa 2100 metri e temperature in sensibile diminuzione. Sabato nuvolosità irregolare ma a tratti anche schierite e soleggiate, asciutto o solo orari rovesci. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Abbiamo visto il tempo di Roma, vediamo anche Italia Oggi. Italia Oggi apre in realtà la sua prima pagina con un argomento tecnico, come al solito, il fallimento, una riforma affossata, potrebbe non entrare mai in vigore, prevale in Parlamento l'idea che sia un complesso di norme ostili al tessuto produttivo. Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza rischia il rinvio senza termine, sine die. Se già l'entrata in vigore è slittata al 1 settembre 2021, aleggia la sensazione che sia in pericolo perché sbagliando viene visto dalle opposizioni e da parte della maggioranza come un complesso di norme ostili al tessuto produttivo, la nuova disciplina della crisi di impresa, del fallimento. Ma per quanto concerne le politiche, anzi le elezioni, non le politiche, le elezioni regionali e il referendum, si sono concluse le elezioni in regioni cruciali ma non in tutte, scrive in prima pagina il direttore Magnaschi nella sua rubrica Il corsivo diritto e rovescio. Il mondo politico, ancora tutto scarmigliato per la lotta, non ha fatto nemmeno in tempo a tirare il respiro che si è dovuto gettare a capofitto in una nuova mischia per cercare di vincere le prossime elezioni che decideranno la composizione politica delle giunte non di Rocca Cannuccia o Borgo Sotto, ma di città di assoluto peso per l'equilibrio politico-economico del paese. Sono infatti in gioco le amministrazioni di Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna e molte altre. Se non si riesce con nuove regole a ridurre gli appuntamenti elettorali, accorpandoli, i politici, che già sono portati solo a chiacchierare, potranno sempre meno dedicarsi a risolvere i problemi che ormai sono tali e tanti da costituire un immenso tappo per l'Italia intera. Altro che Covid. Questo prima o poi passerà, ma il tappo, se non sarà rimosso, ci annienterà. E già si pensa appunto alle elezioni a Milano, Roma, Torino e Bologna, oltre che Napoli. Su quest'ultimo sta mettendo il cappello su Napoli Vincenzo De Luca, forte della sua riconferma in Campania, una vittoria che lo rafforza all'interno del PD, dove chi gli faceva la fronda ora rischia grosso, scrive Carlo Valentini. In primo piano su Italia Oggi, sempre Carlo Valentini si occupa di un altro tema, il federalismo, che deve essere regolamentato, e adesso dopo il referendum il riferimento non è alle polemiche ma all'assetto delle istituzioni. È stata promessa la riforma elettorale, arriverà in Parlamento e sarà votata, ma non risulta all'ordine del giorno una questione fondamentale, la revisione del ruolo e delle competenze dei due rami del Parlamento, oggi impegnati in un lavoro fotocopia. La riforma era prevista nella proposta formulata a suo tempo da Renzi e bocciata dal referendum del 2016. Non esiste al mondo paese con questa sovrapposizione perfetta, dove il più scontato provvedimento deve viaggiare da una Camera all'altra in un ping pong inesorabile. Se si vuole snellire e rendere più efficiente il Parlamento, bisogna intervenire qui. Ma soprattutto è emerso un fondamentale nodo, il rapporto tra lo Stato e le regioni negli ultimi tempi. Dalla gestione della pandemia all'apertura dell'anno scolastico, osserva Carlo Valentini su Italia Oggi, ogni regione ha agito per proprio conto, spesso in contrasto con le altre e col governo. Anche per il Recovery Fund ognuna sta seguendo una strada, cercando di accaparrarsi quante più risorse. L'autonomia regionale differenziata, invocata in primis da Luca Zaia, non ha ancora avuto alcun passaggio in Parlamento, né la Costituzione è stata emendata. E se è vero che prevede le regioni, è altrettanto vero che l'articolo 5 indica
il decentramento amministrativo, non quello decisionale politico. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, dice l'articolo 5 della Costituzione. Quindi, osserva Valentini e conclude, bisogna decidere quale tipo di assetto istituzionale il nostro Paese deve avere, evitando i conflitti che si sono succeduti in questi mesi, arrivando alla lite sulla misurazione della temperatura a scuola o a casa. I governatori delle regioni reclamano autonomia, di fatto se la sono presa, ma un federalismo non riconosciuto pone non pochi problemi alle istituzioni. La politica deve scegliere, altrimenti ci sarà un ulteriore ostacolo a quel nuovo corso tanto invocato grazie al Recovery Fund. L'altro articolo è quello di Martino Loiacono. Per Conte, teorico del rinvio, l'importante è rimandare tutto. Per non scottarsi si è inabissato durante il voto. Da segnalare ancora su Italia Oggi un altro commento, quello di Domenico Cacopardo a pagina 7. Hanno perso Salvini e Meloni. Insistendo a favore del sì al referendum non si sono accorti di portare acqua al mulino in secca del Movimento 5 Stelle. Zingaretti riuscirà a liberarsi dalla sudditanza da Conte? I grillini incassano il regalo di Fratelli d'Italia e della Lega. Giancarlo Giorgetti, nel gruppo dirigente del Carroccio, contrariamente a Salvini, è stato l'unico a comprendere la trappola, annunciando un voto contrario alla riforma costituzionale. In questa Repubblica, non più prima né seconda, ma non ancora terza, si fa solo politica clientelare. Tutti vincono con le clientele, capaci di spostarsi e di spostare voti. Quindi, nel paese delle clientele, tutti i gatti sono bigi, i gatti bianchi non ci sono più, scrive Cacopardo. Luca Zaia stravince, imponendo un modello di leghismo tranquillo, in sintonia col mondo produttivo veneto e con l'opinione pubblica italiana. La Lega, forza eversiva, cede spazio a una Lega di governo moderata e rassicurante. Zingaretti, il segretario che c'è e non c'è, potrebbe constatare che il PD ha vinto da solo e che dove si è presentato col Movimento 5 Stelle, Umbria e Liguria, ha perso. E poi questa vittoria dovuta soprattutto ai contrari. Il voto referendario esalta il voto contro e non quello per, scrive. In sintesi, Cacopardo su Italia Oggi. Già si pensa alle elezioni del 2021, al voto Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna. I partiti stanno pensando alla nuova sfida per i sindaci delle grandi città. E poi l'altro commento, quello di Cesare Maffi, propaganda elettorale vecchia. Le norme che regolano la propaganda elettorale risalgono al 1956. Da allora è cambiato tutto in questo campo. Che senso ha vietare i sondaggi che chi conta conosce? Scrive Maffi, i comuni spendono un sacco di soldi per predisporre i supporti destinati a ospitare i manifesti che nessuno più usa. Eliminiamoli come furono cancellati gli striscioni. E che dire del voto all'estero che si presta a molti abusi? Vanno ridiscussi anche poteri e compensi ai presidenti dei seggi. Mentre lasciamo Italia Oggi con un altro commento ancora che riguarda invece il mondo della magistratura, firma di Walter Vecellio. Gravissima perdita di credibilità della magistratura nei confronti dei cittadini dovuta a ciò che si è appreso col caso Palamara, un intervento dai toni dimessi. Quello di Palamara, una chiamata di Correo, l'unica possibile difesa, lavare in pubblico i panni di famiglia. Le stoccate non mancano, ricorda che in 1000 hanno bussato al suo uscio di presidente, ammette Palamara di essere stato travolto dallo straripante clima di sfrenato carrierismo, snocciola nomi, situazioni ed episodi, lui ha assecondato e favorito, ma è un sistema, dice che lui non lo ha creato, esisteva da prima, lui si è adeguato. Gravissima perdita di credibilità della magistratura da tutta questa vicenda, scrive Walter Vecellio. Del declino del PD si occupa Franco Carinci. La Democrazia Cristiana scoppiò improvvisamente come un palloncino, il PD ha resistito a lungo, ma adesso puntini puntini, in una gimkhana di alleanze, nuove sigle e leggi elettorali. Lasciamo con questo anche Italia Oggi c'è una cosa curiosa nell'inserto guida manageriale all'emergenza coronavirus. Banchi fai da te a Oristano.
Iniziativa a costo zero del comune. I tavoli doppi sono stati tagliati a metà per ricavare il monoposto. La quadratura del cerchio o la scoperta dell'acqua calda. Via al recupero dei banchi in attesa delle postazioni anti-Covid. Al centro di Oristano si sono rivolte anche le suore che gestiscono la scuola dell'infanzia e la primaria del Sacro Costato. Anche in questo caso i banchi sono stati divisi e nuovamente saldati per permettere agli alunni di occupare un solo posto. L'idea di trasformare i banchi a due sedie in postazioni monouso è una pratica adottata anche in un istituto scolastico di Roma. Banchi dimezzati a Oristano in attesa delle nuove postazioni. Sistema fai da te per riadattare i tavolini. Si prendono quelli vecchi, si tagliano a metà e si ricavano due banchi singoli. Un metodo pratico, economico, adottato dal Centro del Riuso, nato per iniziativa dell'associazione Domus, sostenuto dal comune, amministrato dal sindaco di centrodestra Andrea Luzzu. Sembra la scoperta appunto dell'acqua calda, ma lasciamo con questo Italia Oggi. Abbiamo visto grosso modo tutte le prime pagine, andiamo a vedere adesso l'agenzia ANSA. Questa mattina riprendono gli spogli anche per le elezioni comunali, per le quali ancora naturalmente non ci sono altro che exit poll, non ci sono nemmeno le proiezioni. I lavori di spoglio sono iniziati credo alle 7 di stamattina per quanto riguarda le comunali, tra le quali Arezzo, Bolzano, Matera, Reggio Calabria, Trento e Venezia. Poi lo vedremo nel corso della mattinata e intanto però diamo uno sguardo anche alle pagine interne dei quotidiani, le cui prime pagine abbiamo già visto proprio a volo. Il Corriere della Sera mette in primo piano questo titolo, pagina 2, Regioni, il 3-3 premia PD e Meloni, sì del 69,9% al taglio in Parlamento, Toscana, Puglia, Campania restano PD, le Marche a Fratelli d'Italia, in Veneto stravince Zaia, Toti confermato in Liguria. L'Istituto Cattaneo che dice il centro-sinistra spinto anche da chi votò il Movimento 5 Stelle. Sardegna e Veneto, lì si è votato per le suppletive al Senato, sono andate entrambe al centrodestra. In Sardegna, nel collegio di Sassari, già dei 5 Stelle, la senatrice Vittoria Bogodeledda è scomparsa prematuramente, ha vinto il candidato del centrodestra Carlo Doria. Nel collegio del Veneto 9 è stato eletto Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, sostituisce Stefano Bertacco, sempre Fratelli d'Italia, scomparso lo scorso 14 giugno. Retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Conte rivendica il risultato e dice: durerò fino al 2023, ma gli alleati già preparano il pressing su Palazzo Chigi. La disputa sul programma potrebbe aprire a una revisione degli assetti di governo dopo le presidenziali americane, scrive Verderami. La Toscana, pagina 5 del Corriere della Sera, il Fortino Rosso che resiste, la vittoria netta di Giani sulla leghista Ceccardi. Il neogovernatore Giani, molto signorilmente, ha detto che la competenza ha prevalso sull'ignoranza, dice Eugenio Giani. Il PD al 35%, Italia Viva al 4,5%, il partito di Salvini al 21,8%. L'ex sindaca di Cascina, Susanna Ceccardi sconfitta, dice: ci ho creduto fino alla fine, non mi sono mai risparmiata. Mentre ad Arezzo il sindaco di centrodestra Ghinelli è vicino al bis, secondo gli exit poll, a Chieti il candidato del Carroccio della Lega è in vantaggio nell'ipotesi di ballottaggio. Sarebbe in testa il candidato leghista di centrodestra Fabrizio Di Stefano, con una forbice tra il 40 e il 44% a Chieti in Abruzzo. Un'altra pagina è dedicata da Aldo Cazzullo alla vittoria di Giani in Toscana. Il grande sottovalutato, il mio merito, salvai la Fiorentina. L'errore della Lega sarebbe servito un guazzaloca, scrive Aldo Cazzullo, la spinta su Giani per la paura dei coloni padani. Sestograd, Sesto Fiorentino, l'ex cittadella operaia della Ginori, dove il Partito Comunista arrivò all'80%, ora, scrive Cazzullo, è il dormitorio della piccola borghesia fiorentina che aveva affittato le case in centro ai turisti americani, ridotti dal Covid a qualche sparuta coppia. Qui a Sesto Fiorentino vive anche lui, Eugenio Giani, il grande sottovalutato che ha salvato la Toscana un tempo rossa, poi rosé, ora sempre più stinta. Non avrò padrini, grida Giani, ho vinto io.
Il momento peggiore dopo la Leopolda convocata d'urgenza online 10 giorni fa. La sera stessa arrivò il primo sondaggio che dava alla leghista Ceccardi 2 punti sopra il candidato della sinistra. In quel momento mi sono cagato sotto, racconta ora Matteo Renzi. A quel punto lui e Francesco Bonifazi si sono messi al tavolo con i 2 uomini forti del PD toscano, Lorenzo Beccattini e Stefano Bruzzesi, e si sono vicendevolmente promessi di deporre le armi. Fino ad allora Italia Viva aveva fatto campagna contro il PD e viceversa. L'unica ansia pareva la composizione della nuova giunta. Da quella sera è iniziata l'operazione recupero. Drammatizzazione per i barbari alle porte, la colonizzazione padana, i fascisti del terzo millennio. Un po' mi sono vergognato, sorride Renzi. Il resto l'ha fatto Salvini. Stavolta ha evitato di citofonare a presunti spacciatori, scrive Aldo Cazzullo. Si è guardato dal presentare la Toscana come una landa brulicante di clandestini. La Ceccardi, fa notare Paolo Del Debbio, cofondatore di Forza Italia, ha comunque colto un risultato storico. Per la prima volta in mezzo secolo c'è stata partita. Però, osserva Cazzullo, la Lega non ha vinto. Anche perché Salvini si ostina a schierare giovani brillanti, aggressivi, un po' inesperti, dal profilo ideologicamente marcato anche in regioni dove funzionerebbe meglio un guazzaloca, una candidatura civica rotonda, vicina a commercianti e imprenditori. Potrebbe attrarre indecisi, cattolici, moderati, gente orientata per il cambiamento ma che ha avuto timore del salto nel buio. Con una pandemia in corso, un presidente inesperto può combinare guai. Un sistema rodato, per quanto arrugginito, dà qualche garanzia in più. Il Gianni, nei giorni scorsi affranto, ora è in estasi. Racconta la sua storia. La mamma morì che lui aveva 2 anni, cresciuto col babbo ferroviere. Dalla rocca del paese natale, San Miniato, si vedono le 10 province toscane. Per tutte lui ha un dettaglio, un aneddoto, una pedanteria di storia araldica. Dal 1989, quando si candidò al Consiglio Comunale con lo slogan Un aeroporto per Firenze, non perde un ricevimento, un'inaugurazione, una cena, come ci ha raccontato Claudio Borghi Aquilini, il presidente delle Tartine. Dal 1989 dunque non perde una cena, un'inaugurazione, un ricevimento. Su Instagram 2 ragazzi pisani hanno aperto una pagina intitolata Gianni c'era, che raffigura il nuovo presidente in ogni posizione e circostanza, dietro a Stalin, a Yalta, con George Washington a Filadelfia, sulla navicella spaziale con Gagarin, su un anfibio dei Marines in Normandia e anche alle spalle del Cristo risorto. Ma il mio vero merito è aver salvato la Fiorentina, mormora lui con le lacrime agli occhi, congratulato dal vecchio maestro Valdo Spini. È ancora vivo? Si sorprende un fotografo. Accadde dopo il fallimento di Vittorio Cecchi Gori. Dammi 3 parole, Cecchi Gori muore, cantava la Curva Fiesole, e prima dell'arrivo dei Della Valle. Gianni, assessore allo sport, battezzò una squadra ponte chiamata Florenzia Viola, iscritta alla C2, centravanti un muratore di Lipari, Cristian Riganò, che vive tuttora a Firenze, dove ha un'azienda di ascensori venerato dai tifosi. L'esordio tristissimo, un amichevole contro l'Equipe Romagna. Gianni c'era. Qui nel comitato della vittoria c'è anche l'autosospeso Luca Lotti, racconta ancora Aldo Cazzullo. A Firenze tornano a tracciare scenari nazionali. Si discute di un Conte-Ter con Di Maio e Zingaretti vice premier, uno che resterebbe alla Farnesina, l'altro che andrebbe al Viminale mantenendo la segreteria, con un ministero per Rosato coordinatore di Italia Viva. Di sicuro il patto di legislatura è salvo, ma l'onda lunga del centrodestra ha lambito anche la Toscana, soprattutto fuori dalle grandi città. Resta da costruire una classe dirigente. Il commissario della Lega, per dire, è un bergamasco ultra dell'Atalanta, Daniele Belotti. Nella notte il partito Rosé festeggia, Gianni a 8 punti di vantaggio, PD al 35, Italia Viva al 5, come a dire che Renzi non è decisivo. Decisiva è stata Firenze, fa notare il sindaco Nardella. Ceccardi aveva mobilitato i toscani contro il capoluogo. Nel capoluogo ha preso la metà dei voti di Gianni. Comincia la festa, allegria di naufraghi, abbracci trascampati. Anche stavolta è andata bene, potrebbe essere stata l'ultima, scrive Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera e sulla Toscana. Poi c'è la rimonta di Emiliano in Puglia, l'ex PM da sopportato ad eroe, Zingaretti è stato il primo a chiamare, e poi ancora la Campania, De Luca vola, risultato di popolo, presidente sceriffo, 15 liste,
Veneto, Zaia fa il record, la sua lista surclassa la Lega, ora l'obiettivo autonomia, il pezzo di Francesco Battistini da Treviso, il Doge e la battaglia per la leadership, ma, dice Zaia, io non ho ambizioni nazionali. Non tutti quelli che ci hanno votato di solito ci votano, io però li rappresenterò tutti. Poi in Liguria, Toti, conferma annunciata, rieletto con più voti, la sua lista primo partito. La crisi del Papete, la sfida del Morandi, così è nata la nuova identità del governatore, scrive ancora il Corriere della Sera, e poi le Marche, la svolta. Dopo 25 anni trionfa il centrodestra, territorio da ricostruire, PD al 25, Lega al 22,4, Giorgia Meloni al 18,7. Il presidente Acquaroli dice: dobbiamo tornare a credere in noi stessi. Resa dei conti nel PD, si comincia a dire un errore non aver ricandidato il presidente uscente Ceriscioli. Così nelle Marche. E rimanendo ancora al voto, c'è la pagina dedicata al referendum sul Corriere della Sera, il sì vince in tutte le regioni, è già scontro sulla legge elettorale, mentre exit poll Valle d'Aosta, oggi lo spoglio, la Lega si rafforza, il governo resta un rebus. Cosa cambia, cosa resta da fare dopo il referendum? Sul taglio dei parlamentari, la riduzione dalla prossima legislatura, ora 60 giorni per rivedere i collegi elettorali, un Senato senza base regionale è uno dei correttivi e con il voto ai 18enni. Si vedrà. Le cose da fare sono la legge elettorale, la modifica dei regolamenti di Camera e Senato per regolamentare il lavoro nelle commissioni permanenti e nelle giunte, la modifica del numero di componenti regionali per la nomina del capo dello Stato. Attualmente sono 58, con 600 parlamentari in tutto acquistano un altro peso, quindi va ridotto il numero dei delegati regionali che si aggiungono a deputati e senatori per eleggere il capo dello Stato. Mentre lasciamo la pagina di politica, le prime 20 pagine del Corriere della Sera, con Zingaretti che si riprende il partito e il ministro Boccia intervistato. Nei 5 Stelle gli elettori sono stati più coraggiosi dei leader, ma l'alleanza è la strada. Il centro non ha spazi. Il Movimento 5 Stelle crolla ovunque. Di Maio ammette: abbiamo sbagliato. Un'intervista sul Corriere della Sera a Bonafede: ora coordinarsi di più con gli alleati sul territorio per poter fare meglio, ma sul referendum un risultato storico. Il rimpasto sarebbe un tradimento del messaggio di rinnovamento emerso dalla consultazione referendaria, dice il ministro di Giustizia Bonafede. Da sempre i nostri voti a livello locale sono lontani da quelli nazionali. Poi c'è la Lega che arretra, scrive il Corriere della Sera. Al sud non va, ma vince il centrodestra. Il calo dalle europee, in Puglia sotto il 10%, in Campania al 5%. Il vice segretario Fontana dice: attese differenti, mi aspettavo di più. A noi la guida della conferenza Stato-Regioni, dice Salvini, ne governiamo 15 su 20. E Forza Italia preme per pesare di più. Dove abbiamo vinto noi determinanti, dice Berlusconi, il governo ora deve ascoltarci. Il pezzo di Cremonesi sulla Lega l'abbiamo già visto, e poi c'è, a chiudere, una lunga intervista a Giorgia Meloni sul Corriere di oggi. Con noi 15 regioni, Fratelli d'Italia cresce ovunque, il governo non è più forte, ora no al proporzionale, dice Meloni. Movimento 5 Stelle, lista civetta del PD, torna il bipolarismo, questo Parlamento non rispetta la volontà popolare. Che al referendum abbia vinto il sì ci rende soddisfatti, ma non si azzardino nel Movimento 5 Stelle a politicizzare a loro vantaggio questo voto, dice ancora Giorgia Meloni al Corriere della Sera, che adesso lasciamo con Venezia. Brugnaro, il sindaco uscente, avanti negli exit poll, la campagna all'insegna delle 2500 delibere. Il candidato Baretta del PD dice soddisfatto comunque vada. Detto questo torniamo a vedere le pagine interne del quotidiano La Verità, tutto dedicato naturalmente in primis al voto. Giuseppi tira avanti è la testatina che incornicia i commenti post-elettorali. Le urne decretano il pareggio, ma continua il tracollo dei 5 Stelle, è il titolo di seconda pagina. In Val d'Aosta lo scrutinio inizia oggi. Secondo gli exit poll la Lega è primo partito al 24%. E poi il sì al referendum, scrive Daniele Capezzone, offre una scialuppa ai giallo-rossi.
A favore il 69%, il governo si aggrapperà alla necessità di una riforma elettorale per non cadere. La Lega parla di Camere sfiduciate, scrive ancora La Verità con Daniele Capezzone, che poi sarà con noi come al solito alle 10:15. Poi c'è il Focus, sempre sotto la testatina Giuseppi tira avanti. Sul Veneto, Zaia senza rivali, conquista il terzo mandato, strepitoso risultato del Doge, la sua lista ottiene la metà dei voti dell'intera coalizione, il triplo di Salvini, la Lega supera la maggioranza assoluta, solo la Democrazia Cristiana ci era riuscita, commenta Zaia, esito impressionante, ma non ho ambizioni nazionali. La Liguria, altro flop per PD e Movimento 5 Stelle uniti, il centrodestra stravince. La Toscana, la sinistra che torna a respirare dopo la paura, scrive ancora La Verità. Puglia, Emiliano resta in sella grazie al voto disgiunto, se ne occupa Fabio Amendolara, la rincorsa di Fitto si ferma a parecchi punti dal traguardo, gli restano i complimenti del governatore che tiene il veleno per Renzi. A lui non ho niente da dire, dice Emiliano di Renzi. Fallisce l'ammutinamento di Italia Viva, Azione e più Europa, i grillini crollano all'11%, mentre c'è la foto di Nicoletta Spelgatti, leghista, 49enne, valdostana, già presidente nel 2018. Il Carroccio è il primo partito in Val d'Aosta, punta tutto sulla Spelgatti, voto col proporzionale, Lega tra il 20 e il 24%, tra il 13 e il 17 la lista del PD. Ora l'elezione del presidente si gioca nel Consiglio regionale. Delle Marche si occupa il nostro Carlo Cambi, l'esploit di Acquaroli dà ragione alla Meloni, il candidato imposto da Fratelli d'Italia toglie il governo della regione alla sinistra dopo 25 anni e apre la resa dei conti nel PD locale che aveva licenziato Ceriscioli. Il Movimento 5 Stelle invece si dissolve. All'opposizione si riapre il derby tra Salvini e Fratelli d'Italia. Le comunali, a Venezia Brugnaro verso il bis, testa a testa fra centrodestra e centrosinistra a Reggio Calabria. Il centrodestra in vantaggio ad Arezzo, Bolzano, Lecco, Matera, Chieti e Crotone. Il centrosinistra regge a Trento e a Mantova. Sono però gli exit poll perché gli scrutini non sono ancora o meglio sono iniziati per le comunali, ma siamo ancora agli exit poll. I dati di primo piano ancora non ci sono per le elezioni comunali, mentre sempre dalla Verità, andiamo a vedere anche gli altri commenti di primo piano, sempre all'insegna del Giuseppi tira avanti. Avanza ma non sfonda, il centrodestra abbandona il sogno della spallata, il pezzo di Giorgio Gandola, la coalizione, Meloni in testa, si gode le Marche, Salvini dice siamo 15-5, ma i flop di Caldoro e Fitto frustrano l'opposizione. Osserva la Lega, quest'Aula, questo Parlamento, non può votare il capo di Stato, mentre i sardi eleggono un altro senatore del Carroccio. In Sardegna si è votato anche per eleggere un senatore. A spuntarla il candidato leghista Carlo Doria, medico ortopedico e docente universitario a Sassari. Mentre il Movimento 5 Stelle giubila solo per il referendum, parte la faida per la successione, scrive La Verità. 5 Stelle asfaltati, rischiamo la fine dell'Udeur, dice un pentastellato Corrao. E Di Maio liquida Crimi. C'è poi il pezzo di Luca Telese, Italia Viva si spappola nelle urne. Eppure Renzi, il bullo, fa finta di aver vinto. Il partito prova a intestarsi il successo di Giani, poi i numeri lo smentiscono, in Toscana è sotto il 5%. In Puglia Scalfarotto crolla, nonostante l'intesa con Calenda e Bonino. In Liguria renziani non pervenuti e Zingaretti vuole rifilare il MES, il fondo salva stati ai grillini. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia.
Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E presi dalla frenesia dei commenti post voto ci siamo dimenticati di aprire una finestra, quella delle ore 12, dopo le 10.30. Tra l'altro alle 10.30 oggi c'è un appuntamento del quale poi parliamo a parte, perché si parla di fisco e di partite IVA. Per 3 giorni dedichiamo un triduo a questo tema fondamentale. Intanto però la finestra delle 12 con il talk L'Alto Mare di Sara Garino oggi si occupa di referendum, credo di nuovo, di post voto. Buongiorno a Sara Garino, che dovrebbe essere in collegamento con noi telefonico. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Di cosa parliamo allora oggi durante il talk delle 12? Di post voto, come hai già anticipato tu Giulio, avremo di nuovo un parterre particolarmente ricco, interverrà di nuovo anzi il professor Alfonso Celotto, che è già stato con noi la settimana scorsa, dalle 12 alle 12.30. Durante il secondo blocco di Alto Mare invece avremo un intervento del professor Giulio Tremonti per tratteggiare insieme un excursus su quelli che saranno gli scenari e le prospettive di questo post voto. E poi per quanto riguarda invece l'appuntamento del pomeriggio con Gemini, proseguiamo la serie dedicata al clima e all'energetica con il nostro professor Gianluca Alimonti. Ci sono stati diversi quesiti settimana scorsa da parte del pubblico. Con Gianluca abbiamo approfondito gli interessantissimi temi proposti dagli ascoltatori, per cui partiremo per l'appunto da qui, dalle risposte alle domande poste dal pubblico. E come di consueto, da un caloroso saluto al professor Maranesi, che sta decisamente meglio e che presto potrà finalmente ritornare a bordo e proseguire anche lui il viaggio di questa serie. Bene, si inizia alle 12 con il talk dedicato al post voto sostanzialmente, con il professor Celotto, costituzionalista, credo in merito di referendum soprattutto, e poi con il professor Tremonti ad ampio raggio, con Giulio Tremonti. Grazie a Sara Garino a partire dalle 12. Grazie a te Giulio, buon lavoro, buon ascolto. Torniamo ai nostri quotidiani, abbiamo visto La Verità, le pagine interne, diamo un'occhiata anche a Libero, oltre alla prima pagina. Da segnalare a pagina 2 il focus dedicato soprattutto al post voto referendario. A pagina 2 ci si occupa su Libero di referendum, tagliati gli onorevoli, vincono i sì, bisogna andare subito a votare. La posizione di Libero: Montecitorio e Palazzo Madama non sono più rappresentativi, non esistono motivi tecnici per impedire le elezioni, legge elettorale e nuovi collegi si fanno in fretta, scrive Libero, che poi intervista il professor Giuseppe Valditara. Alle urne o si falsa la corsa al Colle, nel gennaio del 22 scade il mandato del Capo dello Stato. È cresciuto, osserva Valditara, il peso dei delegati regionali nel collegio che elegge il presidente. L'affermazione del sì è netta, premette il professor Valditara, ma il risultato del referendum sul taglio dei parlamentari non può essere liquidato come il trionfo del tagliapoltrone. I voti raccolti dal no sono superiori ai consensi dei partiti ufficialmente schierati contro la riforma. Tutte le forze politiche maggiori erano schierate per il sì. Il vento dell'antipolitica si sta affievolendo. Ma c'è molto altro. Da oggi il Parlamento è delegittimato. I cittadini, anche su sollecitazione delle forze di maggioranza, si sono pronunciati a favore di un Parlamento che costi meno, più snello, venendo incontro ai desideri anche dell'Unione Europea. Adesso la maggioranza non vorrà mica deludere i cittadini. Ci troviamo come nell'11ª legislatura durante Tangentopoli, quando il Parlamento degli Inquisiti fu sciolto da Oscar Luigi Scalfaro. I cittadini si sono espressi, vogliono meno spese, meno parlamentari, più efficienza. Perché tenere in vita per 2 anni e mezzo ancora un Parlamento considerato lento, costoso, inefficiente e pletorico? Le forze di maggioranza non prendano in giro gli italiani. Mantenere questa Camera e questo Senato ci costerà oltre 50 milioni all'anno per i prossimi 2 anni e mezzo. Può un Parlamento simile, delegittimato, gestire i 208 miliardi del Recovery Fund? E inoltre, prosegue Valditara, in questa legislatura, gennaio 22, sarà eletto il successore di Sergio Mattarella.
In base alla vecchia Costituzione, il collegio elettorale è composto da 945 parlamentari, più i senatori a vita e 58 consiglieri regionali. Da oggi, per effetto del taglio, i parlamentari scendono a 600, restando invariati i rappresentanti espressione delle regioni. Questo significa che in base alla riforma, nel collegio elettorale che elegge il capo dello Stato, il rapporto tra deputati, senatori e consiglieri regionali si modifica a vantaggio dei rappresentanti delle regioni. Questa è stata l'indicazione dei cittadini. Se si tiene in vita il Parlamento attuale, dove la forbice è più ampia a favore dei parlamentari, si contraddice la volontà degli elettori in vista di una scelta, l'elezione del Presidente della Repubblica, che avrà riflessi per 7 anni successivi. Ma c'è anche un aspetto politico, ragiona Valditara. La coalizione di centrodestra potrebbe governare in 15 regioni su 20. Un rapporto di forza così sbilanciato non si è mai verificato. Votare col vecchio collegio significherebbe danneggiare il centrodestra. Con i numeri attuali, nei consigli regionali, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia potrebbero rendere più incerta la partita. Non si può falsare la competizione per l'elezione del capo dello Stato. In Parlamento c'è una proposta di legge costituzionale di centrosinistra per ridurre il numero dei consiglieri regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, ma non ci sono i tempi tecnici per la sua approvazione entro l'elezione del successore di Mattarella, osserva il professor Valditara. Da oggi sono abusivi, scrivono ancora su Libero Paolo Becchi e Giuseppe Palma, i parlamentari delegittimati vogliono incollarsi alla poltrona. Chi era stato eletto nel nome della lotta alla casta adesso usa questo risultato per restare aggrappato allo scranno che diceva di voler eliminare. Che ipocrisia, osservano a pagina 3 di Libero il professor Paolo Becchi e l'avvocato Giuseppe Palma. Il sì ha vinto, meno parlamentari, meno casta era lo slogan. Ci siamo espressi diversamente noi, ma ora bisogna fare i conti col voto. Ma allora, se questa è la volontà popolare, perché tenerci per altri 2 anni e mezzo quasi 1000 parlamentari? Sono ancora legittime le 2 Camere da 1000 componenti se il popolo vuol mandarne a casa 345? Se fosse vero ciò che dicono i 5 Stelle, che vogliono combattere la casta, si inizierebbe oggi stesso a ragionare di elezioni politiche anticipate e invece gli anticasta traggono dal sì referendario linfa vitale per farsi casta ancor più forte, per conservare le poltrone che hanno promesso di voler tagliare il più a lungo possibile. Un Parlamento numericamente delegittimato dal voto popolare che non vuole abbandonare i seggi che esso stesso ha chiesto di ridurre. Una contraddizione in termini che spiega l'ipocrisia del taglio dei parlamentari, visto che nessuno vuole tagliarsi il proprio scranno. A questo punto, osservano Becchi e Palma su Libero, viene da chiedersi se sia legittimo che a eleggere il prossimo capo dello Stato, gennaio del 22, sia un Parlamento delegittimato nella sua composizione numerica. Crediamo di no. Tra i compiti del Presidente della Repubblica c'è quello di fare da garante della Costituzione tutta, quindi anche della composizione numerica delle Camere. Se questa composizione è ridotta da un voto popolare, si verifica un mutamento della Costituzione formale e il Capo dello Stato non può far finta di niente, non può garantire la tenuta di una legislatura delegittimata da un voto referendario, tenendo conto del fatto che questo incide sulla elezione del suo successore. In sintesi, scrivono Becchi e Palma, la vittoria del sì significa che almeno una parte del Parlamento, quella parte ridotta, è stata delegittimata dal voto popolare e questa è una ragione più che valida per sciogliere le Camere e andare ad elezioni anticipate. Risulta difficile sostenere che il prossimo Presidente possa essere eletto da un numero di parlamentari illegittimo, un ragionamento che potrebbe essere contestato da coloro che dicono come sia stato tutto il Parlamento, non solo i 5 Stelle, a votare la riduzione del numero dei parlamentari e il corpo elettorale avrebbe confermato quel voto. Ma le cose stanno diversamente. Il taglio dei parlamentari è stato votato da quasi l'unanimità dei deputati soltanto nell'ultimo passaggio a Montecitorio lo scorso ottobre a causa del patto di governo PD-5 Stelle. Nei primi 3 passaggi, addirittura anche in seconda deliberazione al Senato, il taglio era passato coi soli voti di 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia. Partito Democratico, Liberi ed Eguali votarono contro 3 volte su 3, bollando la riforma come populista e dannosa.
Poi per il PD arrivarono le poltrone e la Costituzione fu data come scalpo ai 5 Stelle in cambio del governo. Dunque, concludono Becchi e Palma, non c'è stata unanimità su questa revisione costituzionale, tant'è vero che si è tenuto il referendum. E allora Mattarella, di fronte alla vittoria del sì, dovrebbe sciogliere le Camere e indire le elezioni. Manca una legge elettorale? Non è così. La legge 51 del 2019 adegua i collegi alla nuova situazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della revisione costituzionale e quindi si può tranquillamente votare con la legge vigente. Così Paolo Becchi e Giuseppe Palma su Libero a pagina 3. Mentre sempre da Libero il pezzo di Pietro Senaldi sui 5 Stelle che spariscono ma esultano sulla propria tomba, perdono consensi e potere, vittoria referendaria, un autogol, i grillini saranno i primi a uscire dal Parlamento. Intanto Fratelli d'Italia li supera, scrive il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi. Sul centrodestra il pezzo di Renato Farina, l'abbiamo citato prima velocemente, guai a dire che Lega e Fratelli d'Italia hanno perso, l'opposizione sta crescendo, raddoppia i voti nella rossa toscana, stravince in Veneto e Liguria e conquista le Marche. Ma il Carroccio dice abbiamo un problema al sud, scrive ancora Libero. Salvini, se candidi persone di valore, la gente ti segue. Meloni, ora solo un Parlamento legittimato dal voto può fare le riforme. Per concludere, il punto di vista di Libero, c'è anche l'articolo sul centro-sinistra di Lorenzo Mottola, pagina 7. Zingaretti esulta perché non ha capito. Uniti col Movimento 5 Stelle avremmo vinto ovunque, dice Zingaretti, ma nell'unica regione dove si sono alleati hanno perso e nelle Marche la somma delle liste non supera il centrodestra. Il PD si è salvato grazie alle vecchie reti, sottolinea Libero, che poi si occupa di Liguria. Totti è proprio in gamba, lavora, non urla e prende voti a sinistra. E poi c'è Zaia, il più votato perché non parla politichese, scrive Giuliano Zulin. Entra nella storia, conquista il 75% dei voti, la sua lista vale come Renzi in tutta Italia, sinistra al 17%. La ribollita toscana, pagina 10 su Libero, Giovanni Sallusti, il soccorso rosso frena ancora la Lega, vince il signor Nulla, Eugenio Giani, Susanna Ceccardi supera il 40% mettendoci anima e cuore, ma non basta, Giani incassa il 48%, PD primo partito, 5 Stelle 6,4%, mezzo miracolo, scrive Libero, su Renzi che non è decisivo neppure a casa sua, l'altro articolo. E poi le Marche, l'uomo di Giorgia strappa le Marche alla sinistra, l'unica regione che cambia colore. Acquaroli riesce a far cadere per la prima volta la roccaforte progressista. Fratelli d'Italia terzo partito in crescita in tutte le regioni. E sempre da Libero la campagna blindata. La Puglia Emiliano, il sud non cambia, nel centrodestra è buio fitto, mentre va segnalato ancora il pezzo di Carlo Nicolato a pagina 15, che però ci porta fuori dai confini nazionali, negli Stati Uniti. Pelosi, Nancy Pelosi, speaker della Camera, che riesuma l'impeachment per rallentare la nomina alla Corte Suprema, buonissima non con gli avversari politici. E in Europa Rutte, premier olandese, vuole cacciare Polonia e Ungheria dall'Unione Europea. Ai democratici la democrazia risulta indigesta, scrive ancora Libero, che lasciamo per dare un'occhiata anche alle pagine interne di Repubblica e Stampa. Poi alle 9:30, in una sorta di qui Parlamento allargato, vi proponiamo un pezzo, un commento a caldo in notturna di Claudio Borghi Aquilini, che poi questa settimana inaugura anche lui la sua nuova rubrica Scuola di Magia a partire dalle 9:30 del giovedì mattina dopo la rassegna stampa. E sono due le rubriche che debuttano questa settimana: Carlo Cambi mercoledì alle 9:30 e Claudio Borghi Aquilini appunto alle 9:30 del giovedì. Intanto però abbiamo questo commento notturno sulle elezioni che è stato messo in pagina Facebook da poche ore da Claudio Borghi Aquilini, e ce lo sentiamo dopo la rassegna stampa al posto della rubrica del professor Ugo Volli, che viene rimandata settimana prossima in virtù naturalmente
dei risultati elettorali e dell'urgenza del post-voto. Dicevamo, diamo un'occhiata anche alle pagine interne di Repubblica, così giusto per scorrazzare tra le varie pagine dei quotidiani di oggi. L'agenzia ANSA in questo momento riapre con il voto di ieri, abbiamo ancora pochi dati sulle comunali, anzi poi magari diamo uno sguardo prima delle 10:30 al sito del Ministero dell'Interno. Intanto dicevamo Repubblica, sfogliamo le pagine interne di Repubblica. Zingaretti esulta, PD primo partito, il MES e i decreti Salvini da abolire, non ci sono più scuse, alza la voce il segretario del Partito Democratico che tiene 3 regioni su 4, chiede correzioni all'agenda di governo, ma il rimpasto non è un tema, anche se qualcuno lo vuole vice premier. In Toscana, scrive Repubblica, è Firenze il fortino del PD. Nel capoluogo il neopresidente Gianni batte 60-30 la sfidante Ceccardi, che è avanti nelle province di Lucca, Massa, Grosseto, Arezzo e Pistoia, ma sconfitta nel suo comune. Il partito di Zingaretti al 35, il Carroccio perde 10 punti dalle europee, delude Italia Viva. Per la Lega tracollo di voti, scrive Repubblica. Susanna Ceccardi ha detto: non rimpiango nulla nella mia campagna elettorale, questo sembra essere il miglior risultato del centrodestra della storia alle regionali in Toscana. Della Puglia abbiamo già detto, Emiliano bis, travolge Fitto. De Luca che dice: la mia vittoria va oltre sinistra e destra. E su Salvini Carmelo Lopapa su Repubblica, perde ancora, Meloni gli ruba voti, cresce il dissenso interno, stretto il leader leghista tra la concorrenza di Fratelli d'Italia e l'esploit di Zaia in Veneto. Non ho competitor, i cittadini decidono il leader. Giorgia, parliamo di Fitto. Così la mette Repubblica. Bottino magro per i renziani, Zaia che vale 3 volte la Lega, perché vinco, io governo, non vado in giro a fare comizi. Queste le parole che Repubblica attribuisce a Zaia. Marche a destra dopo 50 anni con il boom di Fratelli d'Italia, e poi il Reggio Calabria al ballottaggio fra centrodestra e centro-sinistra. Per quanto riguarda ancora le analisi, il disastro regionale spacca i 5 Stelle, resa dei conti più vicina. Su Repubblica c'è un'intervista al ministro dello sviluppo, Patuanelli: il nostro campo è quello progressista, costruiamo alleanze con il PD. Il movimento mostra debolezze, ma il sì è passato con un risultato che va al di là delle aspettative e ora servono le preferenze. Mentre su Conte c'è il pezzo di Tommaso Ciriaco su Repubblica. Conte guarda avanti, vuole evitare il rimpasto, ma accontenterà il PD. Il premier chiama Zingaretti, gli conferma il suo sì se decidesse di entrare al governo. L'obiettivo è stabilizzare, perché dopo le regionali i grillini rischiano il collasso al Senato, scrive Repubblica, che poi si occupa del post-referendum per il taglio dei parlamentari. Bisogna mettere mano ai collegi, alla legge elettorale, all'elezione del presidente. Tutti i nodi dopo il taglio. Sono molti i correttivi in lista d'attesa alle Camere. Diventa più urgente la riforma della legge elettorale, ma le posizioni dei partiti sono lontane, scrive ancora Repubblica. Addio alle Camere dei 1000, ma non è il trionfo cantato da Di Maio, osserva ancora Repubblica. Finisce l'era del Parlamento a 945 senza il plebiscito anticasta. L'intervista a Luciano Violante: servono altre riforme, anche il bicameralismo va ripensato. L'intervento più urgente è la nuova legge elettorale. Quella di Mattarella sui collegi uninominali è la miglior legge che abbiamo mai avuto, il famoso Mattarellum, giusto appunto. Con questo anche le pagine di politica di Repubblica le abbiamo viste tutte. Diamo un'occhiata pure alla Stampa di Torino, che lasciata la prima pagina si dedica al referendum e alla Toscana e alla Puglia, che vanno al PD in primo luogo. Questi risultati messi in luce dal quotidiano torinese. Il voto blinda la maggioranza di governo. Poi c'è un Conte che in forma di retroscena dice che il rimpasto ora non serve, l'alleanza stabile tra 5 Stelle e PD invece, e il PD che incalza sul tavolo di Palazzo Chigi le spine dei decreti sicurezza e del MES, timori per le fibrillazioni in casa grillina. Sulla Stampa c'è l'intervista
al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 5 Stelle Riccardo Fraccaro, che promette una stagione di riforme. Vorremmo le preferenze, sia la sfiducia costruttiva. È la dimostrazione che siamo propositivi e non disfattisti. In Liguria non era sbagliato il candidato nell'alleanza, ma abbiamo avuto pochi mesi. La vicenda Appendino mi ha sorpreso, ma le sentenze si rispettano. Compare sulla Stampa anche Carlo Calenda. Nessuno credeva al 30% dei no. Sarò il portavoce degli scontenti del PD, dice il leader di Azione. In Puglia governa un satrapo che compra consensi con le assunzioni. La Puglia è governata da un satrapo senza scrupoli che compra consensi a suon di assunzioni. È lo sfumato parere di Carlo Calenda su Michele Emiliano. Il governo Conte durerà molto. Con la scusa della legge elettorale non si schioda fino al 2023. E dopo il referendum il nodo, oltre alla legge elettorale, è quello del taglio degli stipendi a cui punta il Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la legge elettorale si punta a un sistema proporzionale e con preferenze, come dicono i 5 Stelle. Zingaretti, l'uomo tranquillo che non vuole entrare al governo, Di Maio che prepara l'operazione del suo ritorno, e poi c'è il pezzo di Alberto Mattioli sulla Lega. Alberto Mattioli con Marco Cremonesi, uno dei giornalisti che si occupano di Lega, in questo caso per la Stampa di Torino. Benché ieri fosse San Matteo, non è andata troppo bene, scrive l'inviato della Stampa. Il 7-0 pronosticato a Cernobbio era improbabile, ma al netto della Val d'Aosta Matteo Salvini sognava un 5-1, sperava in un 4-2. La partita è finita a 3 pari. Aggravante, la battaglia più salviniana, Toscana, è stata persa con onore, ai rigori, ma persa. Forse per questo il capitano sbuca nella sala stampa tardi in via Bellerio, appena in tempo per i TG delle 20, dopo lunghi conciliaboli con Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli, preceduto da un tweet di ringraziamento per gli elettori che anticipa il mantra: il centrodestra governa 15 regioni su 20, è maggioranza nel paese. Qualche confusione sulla linea, scrive ancora Mattioli. Hanno parlato 2 leghisti di peso. Il capogruppo alla Camera Molinari dice che dopo la vittoria del sì al referendum la conseguenza deve essere lo scioglimento delle Camere, e l'ex vice segretario Edoardo Rixi che proclama che l'attuale Parlamento non può votare il nuovo Presidente della Repubblica. Che dice Salvini? Quanto questo Parlamento rappresenti il popolo è legittimo chiederselo, perché ci sono 300 parlamentari in più e, secondo, è sovrarappresentato un partito, 5 Stelle, che in certe zone è stato in pratica cancellato dagli elettori. Chiede anche lei elezioni, Salvini? No, risponde il segretario leghista. Avevo detto che non avrei usato questo voto per iniziative politiche, lo confermo. Sul nuovo Presidente, manca 1 anno e mezzo alla elezione del Presidente della Repubblica, ci sono altre priorità. Quante aziende rischiano di chiudere? Quanti lavoratori di perdere il posto, dice Salvini, quando finiranno il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione? Per questo dico che è urgente che il governo ci coinvolga nelle scelte. Rischiamo una tempesta economica e sociale. Poi c'è il capitolo degli equilibri con gli alleati. Meloni dice che Fratelli d'Italia è l'unico partito a crescere. La Lega è il primo partito del centrodestra, osserva Salvini, e la leadership la decidono gli elettori. Certo, per le amministrative di primavera dovremo andare al di là dell'attuale centrodestra, candidando nelle grandi città manager e imprenditori che mi hanno già dato la loro disponibilità, dice Salvini. Per inciso, scrive Mattioli, a proposito di centrodestra, in 40 minuti di conferenza stampa Berlusconi è come la temperatura di Isernia, non pervenuta. Salvini non lo cita mai. Ma al capitano scappa detto che speravo di più dalla Puglia. In effetti si sapeva che la campagna era persa, la Toscana difficile, ma dagli alleati rivali di Fratelli d'Italia e da Raffaele Fitto ci si aspettava un risultato migliore. La Toscana, commenta un leghista, con uso di sacre scritture, è la pagliuzza nell'occhio di Salvini, ma la Puglia la trave in quello di Meloni. Già, la Toscana, scrive ancora la Stampa. Salvini rivendica una campagna elettorale garbata e in effetti stavolta non si è messo a suonare campanelli, ma allora Susanna Ceccardi, con la sua identità partitica così spiccata e il curriculum di posizioni estreme, non era forse la candidata più adatta. Susanna, dice Salvini, si è spesa in maniera incredibile. Abbiamo perso ma sono contento. Prendere il 40% in Toscana è una soddisfazione enorme, non rimpiango nulla, rifarei tutto. Però lì la Lega passa dal 32 delle europee al 22, Fratelli d'Italia raddoppia.
Se i voti restano nel centrodestra, ribatte Salvini, son contento. Se in Toscana tutti avessero preso i voti della Lega avremmo vinto. Infine il Veneto, la lista Zaia ha preso il triplo dei voti della Lega salviniana. Gli eletti sono tutti leghisti, osserva Salvini. Vorrei che le cose andassero storte così ovunque e prendere il 60% in tutta Italia. Canta vittoria per il senatore eletto in Sardegna alle suppletive e il candidato leghista al ballottaggio a Reggio Calabria. Insomma, conclude l'inviato della Stampa, Alberto Mattioli, più una mezza sconfitta che una mezza vittoria. Tuttavia, dentro il partito nessuno contesterà la leadership salviniana, men che meno Zaia, che punta a un ruolo di riserva della Repubblica. Ma poi quale partito, dice Gianni Fava, leader della piccola minoranza interna? Il partito non c'è, ci sono alcune decine di scendiletto disposti a tutto pur di restare in sella. Queste elezioni dimostrano: 1. Lo sbarco della Lega al Sud è finito, 2. Il tocco magico di Salvini è finito, non è più il re Mida della politica italiana. Sulla Stampa c'è l'intervista a Lorenzo Fontana, ex ministro, commissario della Lega in Veneto, vice segretario. Matteo resta leader, ma al Sud rinnoviamo. Adesso si torna alla carica per l'autonomia. Ci serve una riflessione sul meridione. Le previsioni andavano nella direzione in Veneto di Luca Zaia. Vederle confermate è un elemento di grande soddisfazione. Risultato storico, il governatore più votato nella storia. 15 anni fa De Filippo in Basilicata ottenne il 65, Zaia 10 punti in più. Questo è il Veneto, è casa mia. Un risultato così importante a cosa è dovuto? Zaia al terzo mandato era già forte di suo, da governatore durante l'emergenza coronavirus ha dimostrato grandi capacità, tanti veneti si sono sentiti orgogliosi, ha raccolto affetto e stima, lo posso dire con certezza, lavoriamo insieme da un anno. Il nostro obiettivo era arrivare con tutte le liste che sostengono Zaia a superare il 50%, volevamo una maggioranza di leghisti in consiglio regionale. Si crea un problema? La lista Zaia ha raccolto più del doppio della Lega, ce lo aspettavamo, risponde Fontana. La gente voleva votare Zaia. Vorrei che non venisse dimenticato che Zaia è della Lega. Nella lista Zaia a presidente ci sono leghisti, nessun retroscena sul dualismo tra lui e Salvini. Zaia ama fare il governatore. Questo suo risultato lo investe di grandi responsabilità. È un segnale per le prossime elezioni nazionali. Il divide et impera dentro la Lega non esiste. Queste cose le fanno a Roma. Per quanto riguarda poi le regionali nel complesso, il risultato ci impone, dice Lorenzo Fontana, una riflessione, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno. Il centrodestra, se vuol vincere, deve rafforzarsi, soprattutto al sud, dove la Lega è meno forte tutto il centrodestra. Tutti dobbiamo porci delle domande e avviare un rinnovamento della classe dirigente. Il centrodestra deve puntare ad avere un linguaggio nuovo e persone nuove. È una questione mediatica. L'elettorato chiede forse rinnovamento. Per quanto riguarda le singole elezioni, bene la conferma in Liguria. Più che sulla Campania direi che ci saremmo aspettati qualcosa dalla Puglia. La Toscana alla fine un testa a testa, non una debacle. Importante è il dato nelle Marche. Infine, la questione del fronte del nord ancor più compatto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, governatori tutti di centrodestra, Lombardia e Veneto e Friuli Venezia Giulia, regioni di peso a guida leghista, le autonomie regionali, un discorso che si riapre. Veramente per noi, conclude Lorenzo Fontana, non si è mai chiuso il discorso autonomie. Luca Zaia e la Lega hanno insegnato ai veneti che gli obiettivi li raggiungiamo. A Roma sembra che ci sia poca sensibilità su questo tema, ma adesso saranno costretti a capire il segnale che gli arriva. Con questo voto c'è poi il risveglio shock di Forza Italia, linea politica sbagliata, è la fine, ma Berlusconi minimizza. In Puglia abbiamo tenuto così sulla Stampa. A questo punto fine della rassegna stampa, tra poco vi proponiamo invece il commento notturno di Claudio Borghi-Aquilini e poi ci riprendiamo la linea con, se avanzano, il tempo per i vostri rapidi commenti e il punto con alle 10:15 Daniele Capezzone. Buon ascolto.